Questi sono gli esempi positivi che io faccio vedere tutte le mattine. Saluto il mio grande amico Tullio Giacomini, che ha messo in piedi questa orchestra meravigliosa, che ha investito nei ragazzi, in questi musicisti, perché questi sono i nostri giovani, anche questi, non quelli degli esempi negativi che sono pochi, sembrano che siano tantissimi. Questi sono i nostri ragazzi che amano l'ambiente, che si battono per l'ambiente, che ci mettono la faccia. Io vedo loro quando protestano, non vedo voi cinquantenni, sessantenni, vedo questi ragazzi che protestano, anche per noi, per la comunità. Ne parleremo questa mattina con persone che stanno dandosi da fare per la comunità, per il bene della comunità. Susanna Maggioni, Presidente FIAB Treviso, Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta. Grazie Presidente di essere qui, veramente grazie. A lei, Mirella. Saluto anche da Milano Luca Paolazzi, direttore scientifico Fondazione Nord-Est. Buongiorno direttore, grazie anche a lei di essere qui presente. Anche con lei parleremo di giovani, di natalità, cosa sta succedendo, ma è proprio vero che non vogliono fare famiglia o c'è qualcos'altro? Però partirei proprio dalla Presidente Maggioni, perché lunedì ci sarà un evento molto importante a Treviso. Abbiamo sentito quanti incidenti, quante morti, con quanta leggerezza si guida. Abbiamo sentito un addetto ai lavori che è un pilota che lavora anche con l'ACI, che dice non sanno guidare, escono dalle autoscuole, l'ha detto lui, non sanno guidare, però poi chi ci rimette la pelle, cosa diciamo? Non sa guidare, non torna più, e queste famiglie disperate. Allora, perché questo evento, Presidente Maggioni, lunedì? E spieghiamo, prego. Grazie Mirella e buongiorno a tutte e a tutte le persone che ci seguono da casa. E purtroppo abbiamo deciso di fare questa manifestazione a causa di questo ennesimo scontro che ha spezzato una vita ancora giovane. Abbiamo deciso di fare una manifestazione sulla falsariga di altre manifestazioni che sono state fatte a livello nazionale. C'è una campagna a livello nazionale, Basta morti in strada, che è promossa oltre che da FIAB da altre associazioni che si occupano di mobilità sostenibile, associazioni dei familiari delle vittime, perché siamo stanchi di rischiare la vita ogni giorno. Noi che dovremmo essere portati in palmo di mano, perché noi che ci spostiamo a piedi, in bicicletta, stiamo veramente facendo qualcosa di fattivo, di pratico, per migliorare la vita di tutti e di tutte, perché lo ricordiamo, spostarsi in bicicletta fa bene non solo a chi personalmente usa la bicicletta perché migliora il tono dell'umore, migliora la salute, allunga la vita, ma effettivamente togliamo anche spazio, nel senso regaliamo spazio in più sulla strada, per cui anche le persone che si spostano in macchina dovrebbero anzi ringraziarci, perché gli regaliamo più spazio e chiaramente miglioriamo la qualità dell'ambiente e dell'aria per tutte le persone. Ecco. Invece purtroppo quella che vediamo sulle nostre strade possiamo dire che è una guerra. È una guerra, anche se in termini generali il numero degli incidenti dovremmo chiamarli scontri, perché la parola incidente comunica un senso di fatalità, però non possiamo più parlare di fatalità. Questi sono scontri, sono esempi di violenza stradale. E anche se in generale il trend degli incidenti sulle strade è in calo, purtroppo il trend invece delle persone in bicicletta che vengono coinvolte in questi scontri è in salita, così come anche è in salita il numero degli incidenti che coinvolgono i bambini, per esempio. E questo perché? Allora, se è vero che probabilmente ci si può anche mettere in conto il fatto che forse è aumentato il numero delle biciclette post-Covid con i bonus, eccetera, eccetera, però è aumentato spropositatamente il numero delle macchine. Noi abbiamo l'Italia ha il
triste primato di essere il paese in Europa che ha il più alto numero di automobili. Abbiamo superato il Lussemburgo, il che è tutto dire, e abbiamo circa 700 macchine per ogni 1000 abitanti. E il nostro paese, è vero che abbiamo delle bellissime autostrade che molti ci invidiano, però il nostro paese è fatto principalmente... Visto che le paghiamo Magioni ste autostrade, ci mancherebbe, Anna, facciamo anche la parentesi. Esatto, non voglio addentrarmi in quello che è un po' un campo minato, ma insomma, l'ho detto io. Diciamo che il nostro paese, l'Italia, bellissimo paese, è fatto principalmente di città e borghi, paesi, di impianto principalmente medievale o rinascimentale. Perciò vuol dire fragilità? Vuol dire fragilità, fragilità del territorio, fragilità dell'impianto urbanistico che è stato pensato per appunto quando ci si spostava a cavallo o a piedi. C'erano le piazze dove la gente si trovava per parlare, per stare insieme, per scambiarsi le novità. Ecco, adesso le piazze sono diventate dei parcheggi e non voglio neanche qui addentrarmi nella questione parcheggi, perché anche quello è un altro campo minato. Non parlo, ecco, non quindi commento. quello che noi chiediamo è di poterci riappropriare per tutte le persone dello spazio pubblico che è in maniera preponderante occupato dalle automobili, con tutti i pericoli che ne conseguono, come purtroppo abbiamo visto in questi giorni. Chiarissima, Presidente, la ringrazio per aver spiegato l'opportunità anche di capire dove vogliamo andare a parare, se riusciremo a fare comunità per l'ambiente e con l'ambiente. Adesso sentiamo anche Luca Paolazzi, direttore scientifico Fondazione Nord-Est. Cos'è la Fondazione Nord-Est? Prego, direttore. Vuole sapere cos'è la Fondazione Nord-Est? Sì, siamo curiosi, l'ho invitata. È un'istituzione che è stata creata ormai 25 anni fa in Veneto, con base Venezia, la sede adesso è Mestre. L'idea era di raccontare il miracolo economico e sociale del Veneto, fondamentalmente del nord-est. Nord vuol dire nord di Roma, est vuol dire est di Milano. Non è solo quindi la rosa dei venti, è proprio, diciamo, una collocazione sociopolitica. Nel corso del tempo ha cambiato sia, diciamo, riferimento, nel senso che sono venuti meno alcuni soci fondatori perché il sistema bancario veneto si è molto indebolito, anche il sistema camerale, e quindi adesso ci sono le Confindustrie del Triveneto a supportarla, e in parte c'è anche il sistema industriale dell'Emilia Romagna. Quindi il nord-est è diventato più un nord-est geografico, che però ha anche una serie di caratteristiche socio-economiche, fatto prevalentemente di sistemi locali, chiamiamoli distretti industriali, con grande forza imprenditoriale, con grandi competenze dei lavoratori, capacità di trasformare quello che si produce, di evolvere nelle attività. Oggi sto indossando una maglietta, non si vede, ma c'è per esempio un insieme di imprese che si occupano di economia spaziale nel Veneto, intelligenza artificiale e così via. Quindi non è solo artigianato di alta qualità, ma è anche industria avveniristica che si sta occupando di quello che avviene nel mondo e sta cercando di partecipare a questi nuovi filoni di sviluppo. Allora, direttore, io volevo farle anche una domanda questa mattina. È vero quello che dice lei, e il mondo va avanti, la tecnologia, non ne parliamo, con l'intelligenza artificiale. Però i grandi capitani di industria che avevano la quinta elementare una volta e ci sono invidiati nel mondo, ne abbiamo perso anche di importanti, io cito sempre Leonardo Dal Vecchio perché mi è rimasto proprio nel cuore, investivano nella persona, facevano le case, proprio davano importanza a quello che era l'operaio. Ci ritroviamo nel 2024 che non solo non si è investito nell'operaio, ma quando fai questo nome è come se parlassi dell'ultimo proprio anello della catena, quello che non conta niente, dove invece il primo anello è quello che tiene in piedi la fabbrica, quello che lavora veramente. Però non
non è stato mai supportato. Tu farghi a quello, sei un operaio, lei è veneto, questa è la frase. Non le sembra che forse anche questo industriale molto potente, ne abbiamo di fortissimi, dovrebbe investire invece in più nel territorio, sulle esigenze, proprio la qualità della vita delle persone? Io ho tutto rispetto dell'intelligenza artificiale, dello spazio, ho anche ospiti illustri che vengono, anche il professor Gerosa, l'ho avuto 15 giorni fa, perciò Cuore Artificiale, e alla mia domanda ho detto: ma mi scusi professor Gerosa, sì, intelligenza artificiale, ma alla fine è sempre l'uomo, è l'uomo che gestisce. E lui mi ha risposto: ma lei ha letto la mia relazione? No, ho detto professore, perché ho detto proprio questo, attenzione, perché poi è sempre la mano dell'uomo che gestisce. Non le sembra che anche questi forti industriali dovrebbero investire più sul territorio? Ma allora, territorio o persone? Tutti e Sono due, cose... perché le persone fanno parte del territorio. Distinguerei, comunque sì, sono d'accordo con lei, io penso che le persone debbano essere al centro, dobbiamo fare un salto, parlo come sistema paese, prima sentivo con grandissimo piacere la Presidente dell'Associazione dei ciclisti, delle biciclette, adesso non mi ricordo esattamente il nome, la dizione FIAB, benissimo. E concordo pienamente con quello che diceva, e anche questo fa parte delle persone al centro, mentre abbiamo nella nostra società civile, non solo economica, un atteggiamento non rispettoso degli altri come persone. Questo dovrebbe valere anche nei luoghi di lavoro. Io mi sto battendo per far capire l'importanza di comunicare a tutte le persone che lavorano in un'impresa le grandi trasformazioni in atto e aiutare a capire che cosa sta accadendo e farle partecipare a queste trasformazioni, e aiutarle a capire attraverso l'arte. Perché l'arte? Perché l'arte arriva direttamente a muovere le nostre emozioni, e quando ci emozioniamo abbiamo un'apertura mentale diversa, abbiamo una capacità di capire i concetti magari anche non facili, che diventa più potente, partecipiamo in modo diverso. Quindi io sono assolutamente d'accordo con lei che occorre investire nelle persone, e investire nel territorio inteso appunto come luogo abitato da persone. Sono d'accordo con quanto diceva lei, che è l'essere umano che poi comanda, guida, crea, innova, gestisce. Ricordiamoci però anche che questo essere umano è diventato ingombrante per il pianeta. Nel senso che la popolazione mondiale ha superato gli 8 miliardi, viaggia verso gli 11 a fine di questo secolo, e la pressione dell'uomo sull'ambiente è diventato molto forte. Credo che sia importante rovesciare da questo punto di vista il paradigma. Noi diciamo sempre che bisogna curare l'ambiente, come se l'ambiente fosse un soggetto bisognoso delle nostre cure. Non è così, noi abbiamo bisogno dell'ambiente. Senza un ambiente favorevole alla vita umana su questo pianeta, la vita umana è destinata a finire. La vita umana però, non la vita in assoluto, la vita esiste su questo pianeta da 3 miliardi e mezzo più o meno, l'uomo soltanto da 200.000 anni. Su questo pianeta ci sono state già 5 estinzioni di massa legate a fenomeni catastrofici come meteoriti o epoche glaciali e così via. La vita è sempre ripresa, quindi anche se noi come esseri umani danneggiamo irriparabilmente l'ambiente, irriparabilmente per la nostra esistenza sull'ambiente, la vita proseguirà anche senza gli esseri umani. Quindi occorre da questo punto di vista una nuova coscienza che faccia capire come dobbiamo fare queste cose in modo un pochino egoistico per noi. Ripeto, persone al centro in un ambiente che sia accogliente.
A me piacciono molto le sue parole, vorrei, non da colpa a lei di sicuro, ci mancherebbe, direttore Paolazzi, però vedo molta lontananza da quella che poi è la realtà che tocco con mano, e poi voglio sentire anche cosa ne pensa Susanna Magioni, perché vede, direttore, io anche l'altro giorno sono andata su questi centri di accoglienza, di prima accoglienza, e parlo con questi ragazzi 18-20 anni. E la prima cosa che quando mi vedono, sa cosa mi dicono? Fammi lavorare. E io gli chiedo, ma cosa sai fare? E loro mi rispondono, so lavorare la terra, so fare il falegname, so fare il fabbro. Ma dai, dico io, e perché sei qua? È perché non posso uscire. Allora capisce che c'è qualcosa che non mi torna. Forse non riescono a lavorare con i nostri strumenti, perché loro lavorano con altri strumenti, però forse sanno lavorare anche meglio di qualcuno di noi. Abbiamo le caserme vuote, direttore, dove potremmo fare dei centri di formazione importanti, visto che non si trovano più operai, perché quello che manca è la manodopera che manca, quella scelta, perché è facile vedere fuori scritti i cartelli sulle strade, cercasi operai. Io ho il coraggio di entrare e dire, eccomi qua, io ho 10 operai. Eh no, mi dicono, bisogna capire che operai, allora scrivetelo fuori, perché così ingannate la persona che passa e vedete che non hanno voglia di lavorare, perché poi è questo il messaggio che arriva. Capisce il direttore che potremo fare tante cose, voi siete una potenza, siete quelli che possono dare il là, gli industriali sono una potenza, devono capire di investire sulla persona, noi non abbiamo più, abbiamo una denatalità che preoccupa, spaventa, ma perché non investiamo? Ma non sono mica tutti delinquenti spacciatori, perché questi sono le telefonate che arrivano, direttore, qui a Sveglia Veneti. Il diverso è visto come uno spacciatore, un delinquente, uno che non ha voglia di lavorare. È questo il messaggio che è passato, purtroppo. Prego, Presidente. A Cipicchia. A Cipicchia, si parte, siamo rock noi, No. Allora, io chiaramente intervengo attraverso la lente di quello che è il nostro mezzo e strumento, attraverso la bicicletta. E posso dire che sicuramente lei ha assolutamente ragione, e posso dire che la bicicletta in questo senso insegna, perché la bicicletta è un grande mezzo di inclusione, di autonomia. Esistono molti progetti in tutta Italia, oltre che chiaramente nel resto del mondo, in Europa, in cui i volontari insegnano alle persone che sono arrivate, diciamo così, da poco nel nostro paese, a spostarsi autonomamente in bicicletta rispettando le nostre regole, che potrebbero essere diverse, le regole del codice della strada. Ahimè, altro argomento che si presta. Scottante. Ecco, è un po' scottante, perché purtroppo è un corpus purtroppo in evoluzione, Scusa, per non dire in attacco. Presidente, ecco. mandiamo le immagini per cortesia, grazie, della Presidente Magioni che ha mandato, prego. Sì, dicevo, noi appunto abbiamo diversi progetti in tutta Italia, rivolti agli uomini migranti, ma sono bellissimi, mi piace molto parlare di questo, i progetti che invece si rivolgono specificamente alle donne migranti. Le donne migranti che spesso purtroppo non sanno neanche andare in bicicletta e che purtroppo sono quelle che sopportano maggiormente il peso dell'isolamento e della mancanza di autonomia. Le donne migranti che magari hanno bisogno appunto di potersi spostare con autonomia per fare la spesa, portare i bambini a scuola o andare al lavoro e quant'altro, e che magari oggettivamente non hanno la possibilità di avere un'automobile. Per cui esistono moltissimi progetti appunto, e noi da diverso tempo cerchiamo di far partire un progetto simile anche qui a Treviso, in cui
donne volontarie aiutano, sostengono le donne migranti a imparare a muoversi in sicurezza con la bicicletta, e questo è un bellissimo messaggio della bicicletta, perché non dimentichiamo, anche questa è una cosa che mi piace spesso ricordare, che la bicicletta è stata strumentale, è stata un mezzo importantissimo per favorire l'indipendenza e l'emancipazione della donna. Se io oggi sono venuta qui portando un paio di pantaloni e non una gonna con la crinolina, è anche grazie alla bicicletta, perché le donne che hanno cominciato ad andare in bicicletta nell'epoca in cui ci si vestiva con le stecche di balena e con i busti che le donne svenivano a destra e a sinistra perché poverette avevano dei busti che non le lasciavano respirare, le donne hanno iniziato pian piano a capire che forse conveniva avere degli indumenti più comodi, e la bicicletta è stata il motore. Non dimentichiamo quanto sia stata importante la bicicletta per il movimento delle suffragette, in quanto era il mezzo economico che permetteva loro di andare in giro a fare volantinaggio, eccetera, e ovviamente dobbiamo anche citare l'importanza della bicicletta nella resistenza con le staffette partigiane. Molto chiara. Abbiamo Rinaldo da Venezia, veloce Rinaldo. Ciao Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti. Allora, viviamo su un'era che è suffragette, tutte queste robe qua, non esiste più, i tempi del Marco Caco, via, i tempi lontani, sui tempi moderni, anche in bicicletta, bisogna stare attenti perché te colpa, non si ferma nessuno, anche sulla pista ciclabile, è molto pericolosa, caccata dove i pedoni, che viene addosso un caffè, bisogna di farla, non vuole fare le cose dove non si possono fare e farle per forza. È assurdo, o ti fa bene o ti fa manco di farla, ti fa pista ciclabile impossibili perché così la gente si di tutto, solo perché gli hanno fatta, faccia vedere chi ha fatto, e robe va fatte col cervello. Invece di una volta, che aveva il quinto elementare, negli anni 60, che era il 50%, 60% di analfabetismo in Italia. Adesso che sono tutti laureati, siamo tutti in sto stato che è qua, siamo qui fermi, e ora, il cervello, i vecchi, aveva il cervello, gli faceva le robe con la testa. Una volta, gli architetti di una volta, quando facevano una piazza, la facevano col sistema, i porticati, il campo, tutte le cose, erano perché la gente potesse raggrupparsi, scambiarsi i pensieri. Ma adesso cosa fai? Tutti i condomini da 10 piani e non si conosce su. Grazie Rinaldo, devo accelerare perché abbiamo degli ospiti, devo fare delle domande, devono rispondere, devono scambiarsi. Comunque sei stato chiaro Rinaldo come sempre. Allora a lei direttore il commento, ecco, di quello che è stato detto, ecco, cosa vede in futuro, come vi muoverete, siete importanti direttore, guardate che noi puntiamo molto su di voi perché siete voi che siete ascoltati dai governi, non c'è niente da fare, noi non ci arriviamo direttore, con tutta la buona volontà che ci mettiamo, con tutto però al tavolo ci siete voi i sindacati e voi che siete il sindacato. Prego direttore. Beh, io non faccio parte del sindacato, faccio parte della Fondazione Nord-Est che cerca di dare anche agli imprenditori delle visioni su quello che sta accadendo e che accadrà. Lei ha parlato prima di bassa natalità. A me in vista di questo programma è venuto in mente di fare questo esempio. Supponiamo ci siano 10 donne e ciascuna di queste faccia un figlio. La metà di queste saranno femmine perché è normale che sia così, è la natura che fa così. Quindi restano 5 donne. 5 donne fanno a loro volta un figlio, la metà di queste saranno femmine. Diciamo ne restano 3. E così via. È quello che sta accadendo con la natalità all'1,2. Perché la natalità è scesa? In realtà nessuno lo sa, nessuno ha risposta e sta accadendo in tutto il mondo, non sta accadendo solo da noi, quindi è difficile cercare una ragione delle responsabilità o delle politiche. Le politiche sono importanti,
sono assolutamente importanti. Bisogna favorire, mi è piaciuto moltissimo quello che diceva la signora Maggioni riguardo all'emancipazione femminile. Non è solo l'emancipazione, io penso che debba essere piena partecipazione alla vita sociale, economica. Stamattina parlavo con mio figlio che fa la prima media, e alla fine dell'anno stanno facendo un torneo di calcio fra le classi. Che cosa sta succedendo? Che i maschietti giocano a calcio e le femminucce stanno a guardare. Io gli ho spiegato che non dovrebbe essere così, che dovrebbero anche essere le femminucce a giocare insieme a loro e scelgano insieme uno sport che vada bene a entrambi e tutti insieme si divertano, altrimenti diciamo il ruolo come dire, nella società diventa già assegnato, non deve essere questo. Quindi piena partecipazione femminile, ma se le persone di genere femminile hanno piena partecipazione alla vita sociale, occorre poi assistere la famiglia quando vuole riprodursi o quando deve aiutare persone anziane che fanno parte della famiglia, altrimenti ricade tutto sulle spalle delle donne che non ce la fanno. Però guardi, il calo della natalità sta avvenendo anche nei paesi del nord Europa, che pure hanno tantissimi servizi sociali, e ci si sta interrogando perché questo accade, nessuno ha risposta per questo. Bisogna, secondo me, come sistema sociale, prendersi carico, capire quello che veramente sta avvenendo e reagire, ma collettivamente, non come singole persone. Lei parlava prima della potenza degli industriali, lei ha ragione, gli industriali hanno un ruolo importantissimo nello sviluppo economico, sociale di un territorio, di una nazione o di un continente, ma gli industriali sono singole persone poi che si associano, e le singole persone, come spesso accade, si sentono isolate, fragili, hanno ansie, hanno progetti, hanno sogni, come tutti noi. Quindi occorre dare loro anche una visione di quello che accade. Per quello che noi come Fondazione Nord-Est ci occupiamo di quello che chiamiamo i megatrend, le grandi tendenze che stanno avvenendo nel mondo, che siano tecnologiche, che siano sociali, che siano demografiche, in modo da far vedere agli industriali che occorre, diciamo, cambiare a loro volta, per esempio, il modo di gestire le imprese. Noi abbiamo tanti giovani che vanno all'estero, parlo di Veneto, ma parlo anche di Emilia-Romagna, di Lombardia, di Piemonte. È un tema che riguarda tutto il settentrione, oltre che parte del meridione del nostro paese. Tanti giovani vanno via, pochi vengono qua. Pochi dall'estero, dalla Francia, dall'Inghilterra, dalla Svizzera, dall'Olanda, dalla Germania, dalla Spagna, vengono qui. Come mai? La ragione è che, lei l'ha detto benissimo all'inizio, i giovani sono bravi, hanno capacità, sanno impegnarsi, hanno una visione del mondo che è molto diversa da quella nostra, che abbiamo i capelli bianchi, perché hanno la vita davanti. E quindi è inevitabile che la loro testa funzioni diversamente dalla nostra, e noi non siamo capaci come società italiana di dargli responsabilità, di valorizzarli, di riconoscere i loro meriti, pagarli per quelli che valgono. Non lo facciamo, li consideriamo dei pivelli, li consideriamo delle persone un po', come dire, dei tosi, no? Come si dice in Veneto, tosati, incapaci. Io ho il direttore generale dell'ULSS 2, direttore, che dice sempre, guai sentire dire la parola, è un dottorino, no? È un dottore a tutti gli effetti, ha studiato, è un medico a tutti gli effetti ed è anche bravo. Però vede, quello che io penso, ieri avevo il figlio di Giorgio Lago ospite, Francesco Chiavacci Lago. E siccome Giorgio Lago per me era un illuminato, e il figlio ieri ha spiegato che il suo papà ancora nel 90 diceva che bisognava investire negli asili nido. Bisognava investire, anche le industrie dovevano investire su queste realtà. Forse aveva visto lungo questo uomo, che aveva capito l'importanza di questa figura femminile all'interno di queste aziende.
però siamo lontani anni luce, siamo lontani da quello che potrebbe fare l'industriale, come ho detto prima, per cercare di favorire anche questa donna. Ieri ho letto il giornale, direttore, dove questa donna è stata licenziata dopo essere stata stuprata, ecco, se vuole dopo glielo mando per la segretaria, perché non era più efficiente come prima. Capisce che siamo nel 2024 con 50 femminicidi in 5 anni, con questa donna stuprata, chissà cosa ha subito e cosa subirà a livello psicologico anche in futuro, si è vista togliere il posto di lavoro, licenziata? Direttore, capisce su che pianeta viaggiamo? Per questo dico che le sue parole sono importanti, sono belle, però la realtà è diversa da quella con la quale io mi confronto tutti i giorni. Ma lo sa che ho un banco solidale dentro la provincia di Treviso, l'unico in Italia, dentro un ente pubblico, ho le pari opportunità a 50 metri, non ne ho visto una in 12 anni? Allora vogliamo capire che la politica è entrata a gamba tesa dappertutto, anche nel sociale non riusciamo a risolvere i problemi di queste donne che non ce la fanno più, le hanno inventate tutte, hanno inventato di tutto e di più, poi ci troviamo donna stuprata, lei dirà ma è una. Ma chi mi dice che è solo una e che magari qui sa benissimo come non vedo, non sento, non parlo i campanili, la paura che ancora regna sovrana su questa donna che non sa come affrontare il futuro, questa donna che deve lasciare ancora la sua casa dopo essere stata massacrata con i bambini e andare in casa famiglia. Ma chi se ne frega se è anche bella la casa famiglia, direttore? Io ho bisogno di rimanere nella mia casa con i miei figli, non che rimanga questo uomo, marito o compagno. Ma stiamo scherzando? Presidente. Lei mi lancia sempre delle volate che sono molto difficili da acchiappare. Pedalare. Ecco, assolutamente, vogliamo parlare del movimento MeToo, chiaramente io credo che siano poche le donne che non abbiano subito una qualche forma di violenza o di abuso, io stessa da piccola, una forma di violenza o di abuso. Vai a casa dai tuoi genitori, gli dici mi è successo così sul tram e ti dicono beh, sono cose che succedono. Ecco, e questo purtroppo per le bambine vuol dire crescere con un carico di paura, un modo diverso di rapportarsi nelle situazioni, nella società. Hai sempre quel sottofondo di sapere che tu sei la vittima o potresti essere la vittima, hai sempre quel sottofondo di paura. Ecco, io spezzo sempre una lancia per la mia umile bicicletta. Per me personalmente la bicicletta è stata molto importante come mezzo di riscatto, come mezzo di cura, perché la bicicletta intanto ti scarica una dose incredibile di ormoni della felicità, di sostanze chimiche che ti fanno stare bene, e la bicicletta ti porta a scoprire il mondo in autonomia. Anche per una donna, io per esempio faccio anche dei seminari, dei workshop dove insegno alle donne a viaggiare da sole e cosa si può fare per viaggiare da sole, come ci si deve attrezzare, eccetera. E specialmente ormai per una persona con i capelli bianchi, di solito anche se viaggi da sola vieni sempre accolta con una certa simpatia e quindi si creano delle opportunità di conoscere le persone, di parlare con le persone, di scoprire i territori in totale autonomia e con quel giusto equilibrio tra la lentezza e la velocità, perché comunque i tuoi 100-120 km al giorno li puoi fare tranquillamente con una dose moderata di gamba, e se ce la faccio io ce la possono fare tante altre persone. E a questo punto sentiamo Antonio. Sei ancora in linea, Antonio? Sì, non mi sono grande Antonio, no, grande, vai scusa. Antonio. Vi chiedo scusa. Padova in linea. Beh, guarda, la bicicletta è un segno di libertà, perché tu comunque non sei condizionato a energia, a carburanti, perché con la bicicletta ti giri quanto vuoi e non devi mai caricarla, come vedo che tanti ragazzini di 20 anni usano il monopattino o la bici elettrica. Ma io una volta era, hai voluto la bicicletta, pedala.
Adesso non pedala più nessuno, ma i tempi che cambiano, ma cambiano in peggio i tempi. Addirittura stamattina leggevo su Facebook, praticamente è varata una nave da crociera da 365 metri. Questa nave consuma 10 tonnellate di carburante all'ora e io devo lasciare la Panda a casa perché la mia Panda consuma e inquina. Ma avete conto cosa vuol dire 10 tonnellate di carburante all'ora consuma questa crociera qua? E poi consideriamo tutto quello che c'è dentro, i vari consumi, e tu mi dici che devo girare con la macchina Antonio, elettrica? molto chiaro, ti ringrazio di questa telefonata, il buonsenso del popolo italiano, questo è il buonsenso. Prego. Ecco, allora volevo, se mi è consentito, rispondere a queste due telefonate. Allora, la prima in cui si parlava... C'è la pubblicità? No, tranquilla. La prima in cui si parlava delle infrastrutture ciclabili, e sono assolutamente d'accordo, le cose vanno fatte con criterio, e vanno fatte con criterio ispirandosi a quello che viene fatto negli altri paesi, e non parlo solo dei paesi del nord ma anche della stessa Spagna. E noi di FIAB siamo molto a favore della possibilità per le città, i centri urbani, di estendere il limite di 30 km all'ora, perché il limite di 30 km all'ora nei centri urbani permette di usufruire dello spazio pubblico che è la strada per tutti in maniera sicura, in modo che ci sia una condivisione e un uso appunto condiviso degli spazi. Ecco, per quanto riguarda le navi da crociera, non posso non dire che quando si parla di cicloturismo, cioè la modalità lenta di usufruire dei territori, di scoprire i territori, allora non molti sanno che l'indotto per i territori, cioè la ricchezza che viene portata dal cicloturista, è superiore a quella che viene portata dalle navi da crociera. Ecco, questo perché? Perché andando in bicicletta viene fame, viene sete, e quindi ci si ferma a mangiare, ci si ferma a dormire, e la spesa media per un cicloturista va dai 70 ai 100 euro al giorno. Chiaro, limpido, pubblicità. Con Susanna Maggioni, presidente FIAB Treviso, Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta. Da Milano collegato con noi Luca Paolazzi, direttore scientifico Fondazione Nord-Est. Allora arriviamo proprio da lei, direttore, come commenta queste donne rock, queste telefonate di buonsenso. Prego, direttore. Appunto sono di buonsenso e aiutano a capire che c'è una via diversa, un modo diverso di vivere assieme, di fare società e anche di produrre reddito attraverso un modo di vivere che è compatibile con un ambiente ospitale per noi esseri umani. Detto questo, ognuno di noi è fatto, diciamo così, di preferenze, di amori. Io ero un ciclista, adesso non ho più tempo per andare in bicicletta e soprattutto ho paura di farmi male cadendo, quindi diciamo la uso, ma la uso qui a Milano spesso, mi muovo con la bicicletta. Faccio fatica, anzi non faccio più quelle lunghe pedalate di cui parlava prima la Presidente. Un tempo mi allenavo molto duramente. La ospitiamo in Veneto, direttore, venga a fare le pedalate in Veneto, che forse qua riusciamo a farle ancora. L'aspettiamo allora, direttore. D'accordo, detto questo però, vede, lei ha citato prima un caso veramente orrendo di una donna, una signora che ha subito una violenza fisica e psicologica, perché le due cose vanno insieme, e che poi ha subito un'altra violenza, quella del licenziamento, che di nuovo è una violenza psicologica ma anche fisica, perché non ha più un lavoro, non ha più un reddito, non ha più i compagni di lavoro e così via. Non vorrei però che si dicesse che c'è solo questo, perché lei sta facendo una trasmissione molto bella di esempi positivi. Questo è un esempio negativo.
Ma che fa pensare però, direttore, guardi che fa pensare però. Sì, però ci sono anche sicuramente tanti altri casi in cui invece le persone vengono aiutate. Sì, è vero direttore, però bisogna fare prevenzione che qualcun altro non faccia, perché abbiamo visto anche i licenziamenti via mail dalla sera alla mattina che arrivavano nel telefonino, direttore, perché vogliamo parlare anche di questo, cioè non è normale in questo paese che veramente siamo con l'acqua alla gola a vedersi licenziato col telefonino al mattino. Capisci che bisogna parlare anche di questo? Ho capito, io degli esempi positivi io ce la metto tutta, glielo posso assicurare sempre, tutti i giorni, però ci cade sempre quello negativo che veramente è una cosa che non si può non dire. Abbiamo avuto Venezia, Padova, adesso andiamo a Rovigo con Vladimiro. Vai Vladimiro. Grazie Mirella, ciao. Allora, anche lì penso che l'andare via in bicicletta non per fare attività fisica ma per viaggiare sia il modo migliore di andare via in bicicletta. Negli anni 80 e 90, quando a quei tempi anche per le statali si poteva andare in bicicletta perché il pericolo era molto ridotto rispetto ad oggi e in più che c'era anche molte pensioncine e alberghetti lungo la strada, in compagnia mi sono arrivato fino a Bari, fino a Roma, Pisa, Aosta, siamo arrivati in Svizzera, siamo andati in Austria, no? E ho fatto tutti i capoluoghi del Triveneto con la soddisfazione di arrivare a Udine e a Bolzano da nord, cioè a Udine sono arrivato scendendo da Tarvisio e a Bolzano sono arrivando da Bressanone, cioè da Tirolo dalla parte nord, da Dobbiaco, Bressanone via parlando. Però a quei tempi appunto si poteva andare via per qualsiasi strada, mi andavo a Padova, a Venezia seguendo la statale 16, no? Quello che adesso manca è appunto la possibilità di partire e di poter andare dove che uno che pare, perché manca i percorsi, cioè se non c'è una ciclabile da poter seguire è veramente brutto pedalare per strade trafficate. Ecco, lancio un'idea, cioè è giusto parlare della bicicletta per gli aspetti positivi che ha la bicicletta, ma per riuscire ad arrivare al massimo possibile, e chiudono, fosse utile utilizzare quelle che le caratteristiche della società, anche quelle non più buone, per dire quelle economiche. Ha detto giustamente la signora che il cicloturismo porta anche molti soldi al territorio, ed è vero, perché in un ristorante o in un bar che arriva a 8 persone con 2 macchine o 8 persone con 8 biciclette cambia poco. Questi portano anche risorse, quindi bisognerebbe interessare tutti nel sviluppare percorsi ciclabili, comuni, regioni, province, via parlando, ma anche le associazioni commerciali, quelli dei ristoratori, cioè tutti quanti, perché il cicloturismo, oltre che essere bello, è anche remunerativo redditizio. Grazie Vladimiro, devo chiudere se no non ce la faccio. Allora sentiamo anche come ci saluta il dottor Luca Paolazzi, cosa vuole dire a questa presidente FIAB Treviso, Susanna Maggioni, che sta cercando di fare proprio degli eventi, degli interventi molto importanti, molto educativi anche. Ecco, bisogna vedere le risposte che daranno anche gli amministratori, perché è là poi che ce la giochiamo, perché poi bisogna andare nella stanza dei bottoni e risolvere il problema. Prego direttore. Anzitutto di continuare con questa grande intelligenza, passione, vitalità e socialità che sono fondamentali. Lei è un esempio per tutti noi, quindi grazie per quello che sta facendo. Detto questo, io ho anche pedalato in Veneto, ho cugini che vivono a Vicenza, quindi ho in Venete. Come dice prima, stiamo perdendo. Lo stiamo perdendo. Va via la voce. Dicevo, come dicevano gli ascoltatori prima, problemi tecnici. Sì, c'è la connessione. Come dicevano gli ascoltatori prima, no, non ci siamo. Non la sentiamo più, allora noi salutiamo il direttore Luca Paolazzi, la inviteremo ancora, direttore scientifico Fondazione
Nord-Est proprio non c'è più la connessione, lo ringraziamo, una persona di buon senso, dobbiamo dire, ecco, di grande equilibrio, speriamo riesca a far capire l'importanza, ecco, da questi industriali che devono battere molto più forte questo tavolo in favore delle persone, di dare servizi e proprio veramente investire di quello che è il servizio alla persona, dignità alla persona. Eccolo qua, è tornato, ecco, vogliamo salutarla e ringraziarla, direttore. Grazie a voi, complimenti per il lavoro che fate. Grazie direttore, Grazie. buona giornata, mi raccomando si ricordi di Sveglia Veneti, direttore, se lo ricordi, la inviterò ancora. Grazie, buona giornata. Spero che Susanna Maggioni, presidente FIAB Treviso, riesca a trovare un altro quarto d'ora, 20 minuti per rimanere ancora con noi. Non so se deve proprio scappare, lo vedremo dopo la pubblicità. Beh, mi piacerebbe rispondere. Allora, prima di salutare i nuovi ospiti, vogliamo sentire i saluti di Susanna Maggioni, presidente FIAB Treviso, Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta, perché appunto lunedì ci sarà questo importante incontro. Prego Presidente, Grazie, facciamo anche vedere. Grazie Mirella. Sì, allora volevo prendere pochissimo tempo per rispondere all'ultimo ascoltatore che ha Vladimiro, che ha fatto un'osservazione interessante, e volevo rassicurarlo sul fatto che nella Regione Veneto non siamo presi così male, perché la Regione Veneto con il lavoro fatto dall'assessore De Berti ha avuto l'intelligenza di capire molto bene quello che è il potenziale del cicloturismo, e quindi in Veneto abbiamo in realtà una rete molto fitta di percorsi cicloturistici che è in continua evoluzione ed è in continuo ampliamento, e quindi è possibile nei percorsi a lunga percorrenza effettivamente spostarsi con relativa sicurezza tra una città e l'altra, vedendo posti bellissimi. Se poi ci mettiamo anche la combinazione bici più treno, ormai quasi tutti i treni regionali hanno i posti bici, non ne hanno tantissimi, non sempre è molto comodo salirci, però comunque è un'ottima possibilità anche per magari fare qualche sortita in Friuli, che è vicino e ha degli altri percorsi bellissimi. Allora, noi di FIAB offriamo degli servizi perché abbiamo un progetto Alberga Bici con il quale gli alberghi convenzionati offrono dei servizi ad hoc per i ciclisti, quindi posto sicuro per la bici e colazioni rinforzate. Ecco, quindi direi che se vogliamo muoverci in bicicletta e esplorare la nostra bellissima regione possiamo farlo abbastanza bene. Ecco, per quanto riguarda invece quello che ci riguarda purtroppo per noi che ci spostiamo in contesto urbano, dove ricordiamo avviene la maggior parte degli scontri stradali, purtroppo avviene in contesto urbano con la maggior parte dei feriti. Ricordo appunto questo importante appuntamento di lunedì 10 giugno dalle 13 alle 14 in Viale della Repubblica sul ponte sul fiume Botteniga, dove ci disporremo lungo il margine della ciclabile per creare una ciclabile umana, per farci vedere, per far capire che dobbiamo condividere la strada tutti e tutte in sicurezza. Grazie Mirella. Grazie a tutti e a tutte. Grazie invece Presidente, noi parteciperemo con le associazioni, abbracciano le associazioni ufficialmente, ci saranno queste persone che faranno squadra, perché bisogna fare squadra, faranno rete per cercare di far capire che forse tutti noi possiamo mettere quella famosa goccia nell'oceano, l'importante è non essere pigri e partecipare, questo assolutamente. Grazie alla Presidente Susanna Maggioni di essere rimasta con noi, e adesso saluto gli altri ospiti. Salutiamo a Carlotta Vincenti, che è collegata da Vicenza, Presidente Associazione Guide Turistiche di Venezia. Grazie, finalmente ci rivediamo. Buongiorno Mirella, Presidente. è un piacere rivederci. Buongiorno. E sono saluto qua a anche il Venezia. professor Carlo Giupponi, professore di Economia dell'Ambiente, sempre da Venezia. Grazie anche a lei, professor Giupponi, di essere con noi. Allora parliamo di ambiente. Buongiorno Carlo. Partirei proprio dal professor Giupponi. Allora spieghiamo cosa vuol dire economia dell'ambiente, professor Giupponi, prego. Economia dell'ambiente vuol dire cercare di capire in che misura e in che modo gli strumenti economici possono essere utili a gestire e risolvere i problemi ambientali. In due parole è questo.
Quindi quello che si fa normalmente in questo contesto è cercare di dare una valutazione economica a diversi fatti e diversi fenomeni. La cosa è semplice ovviamente quando questi fatti hanno un mercato, perché possiamo osservare i prezzi di questi prodotti, di questi servizi, eccetera. Quando non c'è un mercato, come succede spesso per molti beni ambientali, le cose diventano più difficili. È chiaro che però se riusciamo a stimare un possibile valore, anche se non ci serve praticamente, abbiamo una grossa opportunità, perché allora possiamo confrontare per esempio qual è il beneficio che si ha se miglioro la qualità dell'aria non ha un mercato, ma se questa migliora risparmio spese sanitarie, allungo le aspettative di vita, eccetera, eccetera. Questo ha un valore sociale ovviamente, ma anche economico, e riesco quindi a confrontarlo per esempio con quanto potrei spendere per appunto migliorare la qualità di quest'aria. Questo vale per l'aria, vale per gli ecosistemi, vale per moltissime cose. Professor Giupponi, prima abbiamo ricevuto una telefonata da Antonio da Padova che diceva: ho visto queste navi enormi con 300 cubi incredibili, poi io devo lasciare la mia Panda a casa perché inquino. Ecco, lei sorride, infatti abbiamo sorriso anche noi, perché è il buon senso del cittadino che dice: ma cosa inquina quella nave rispetto a quello che inquino io? E io devo stare a casa la macchina per andare anche a lavorare, perché non ho la possibilità di cambiarla. E poi vediamo queste cose. Non sono messaggi devastanti per quello che è il fruitore proprio del territorio, che è l'operaio, la persona comune, la persona che non ha queste disponibilità, che vive con 1.200 euro al mese o con 600 euro di pensione. Cosa dice professor Giupponi? Ma la qualità della vita delle persone, a chi pensa? Allora, quello che dice lei è assolutamente valido dal punto di vista di una singola persona che viene limitata nelle sue capacità e nella possibilità di utilizzare l'auto per la qualità dell'aria. Ovviamente questo problema è un problema reale, tangibile, vero. Dobbiamo metterci sempre però dal punto di vista della società, la società nel suo complesso. Quindi la società nel suo complesso può arrivare a stabilire che è meglio lasciar passare una nave passeggeri che inquina come qualche migliaio di auto, perché questo ha dei benefici economici e sociali ai quali non vogliamo rinunciare, cioè non vogliamo perdere l'indotto e gli effetti economici diretti di una nave che arriva a Venezia piuttosto che chiaramente a Ravenna, a Trieste o altrove, e quindi vogliamo mantenere in piedi delle attività turistiche che sono legate a questo. Quindi è sempre una valutazione in qualche modo di costi e di benefici. La società dovrebbe dare l'opportunità all'ascoltatore, al telespettatore di prima, di avere degli incentivi per cambiare l'auto, possibilmente in maniera tale che quell'auto rientri negli standard di qualità e di limitazione dell'inquinamento europei, e che quindi possa circolare liberamente, così come esistono delle norme per cui le navi devono cambiare combustibili quando si avvicinano al porto, devono avere i combustibili che non hanno elevati contenuti di zolfo, e quindi nel complesso la società deve trovare sempre qualche forma di compromesso per il bene comune. Questa è un po' l'ottica nella quale dobbiamo cercare di metterci. Vederla sì dal punto di vista del singolo individuo, ma cercare di capire il significato anche per l'intera società. Molto chiaro, professore, grazie. Allora sentiamo Livio, poi andiamo dalla nostra Carlotta Vincenti. Prego Livio. Mirella, ciao. Ciao. Saluto il tuo ospite, buongiorno. Dunque, si parlava di incentivi. Io ho un'auto che ha 30 anni, è una Fiat Uno, e la uso molto poco perché mi serve se ho delle urgenze, se devo accompagnare mia sorella o qualcuno che ha necessità di qualche visita urgente, eccetera. Io fra un paio d'anni dovrò cambiare quest'auto perché ormai ha 30 anni e rischio di rimanere per la strada, diciamo, no? Però, diciamo così, sono un pensionato che vive di una modesta pensione, diciamo, e però, non so, non esistono incentivi che mi possano aiutare un domani quando dovrò cambiare l'auto
perché un'auto usata minimo che costa in buone condizioni costerà sul minimo sulle 5.000 euro, insomma, e per me è una cifra che non è abbordabile, insomma. Ecco, cosa ne pensa il professore? Grazie. Allora risponderà subito dopo aver anche salutato il professor Giupponi al nostro Livio da Padova, aver salutato Carlotta Vincenti, Presidente Associazione Guide Turistiche Venezia. Allora Presidente, prima mi veniva da sorridere quando Susanna Maggioni parlava che era Presidente FIAB Treviso di biciclette, perché anche qualcuno pensa di arrivare a Venezia e di girare in bicicletta, ci hanno provato più di qualche volta. Lei ne ha visto qualcuno? Noi ne vediamo molti, noi che abitiamo qua in città, che arrivano con la bicicletta. Sì, purtroppo c'è pochissima informazione, c'è un modo non razionale di viaggiare, perché ormai le informazioni sarebbero a disposizione di tutti, basterebbe guardare un po' internet, informarsi dove si va e capire che a Venezia non è assolutamente possibile arrivare in bicicletta, quindi è un turismo un po' sprovveduto, diciamo, quello che arriva con la lei che ci Venezia. mette mano tutti i giorni, Presidente, su questo turista che arriva, ecco, cos'è che nota? Che cambiamento c'è? I giovani, ad esempio, io punto molto sui giovani, come si comportano, cosa vede, cos'è che gli intriga di questa meraviglia che abbiamo la fortuna di avere noi a 2 passi di casa, e se non proviamo il vaporetto molti di noi non riescono neanche ad arrivare a San Marco perché hanno paura di perdersi, perché questa è la verità. Guardate che è così, ascoltate la Mirella. Prego Presidente. Allora, in particolare sui giovani non saprei dirle, quello che io vedo come operatore e anche come cittadina è che c'è un abbassamento fortissimo del livello del turista, nel senso che c'è una scarsa consapevolezza di dove si è, si arriva impreparati, ci si muove in maniera non adatta alla città. Purtroppo devo dire che troppo spesso si vedono anche dei comportamenti che non sono adatti alla città, e questo non riguarda le persone più adulte o i più giovani, riguarda una grande massa di persone molto, molto trasversale. Questo devo dire in città, purtroppo. Cos'è che lei nota soprattutto sulla frequenza anche dei musei, di questi musei che abbiamo anche a cielo aperto? Ecco, la meraviglia che si può offrire, bisogna informarsi. Ma non le sembra però, Presidente, che noi abbiamo delle chiusure pazzesche? Ecco, ad esempio ci sono dei musei importanti, non faccio nome, che alle 17 chiudono. Ecco, si allunga qualche volta di più, oppure questi treni che alle 12 a mezzanotte non riesci più a rientrare. Cos'è che secondo lei si dovrebbe fare di più? Cosa richiede questo turista? Dove si lamenta? Noi vogliamo sentire anche le lamentele. Per quanto riguarda le infrastrutture che ci permettono di arrivare a Venezia, non è il mio settore, quindi non posso giudicare. Io stessa come veneziana certe volte ho delle difficoltà dopo una certa ora a spostarmi tra Mestre e Venezia, perciò capisco che anche il turista le possa avere. Per quanto riguarda i musei, devo dire che però sono solo in parte d'accordo con lei, Mirella, perché trovo che negli ultimi anni siano stati fatti dei passi avanti sull'apertura dei musei, anche come orario, anche sulle festività. Ormai le festività durante le quali i musei chiudono, parlo dei musei civici soprattutto in questo caso, sono molto poche, io credo che siano ridotte al giorno di Natale, al primo dell'anno. Per quanto riguarda i musei più importanti, tipo il Palazzo Ducale, per citarne uno, l'orario è stato nettamente allungato, è ovvio che si potrebbe sempre fare meglio. Credo che però qua non sta a me giudicare, ci siano anche dei problemi di tipo di gestione di queste strutture che sono molto importanti, però credo che abbiano anche dei costi per sia lo Stato sia il comune che le gestisce. Io credo che alla fine l'offerta della città sia molto migliorata, sia molto ampia, perché tra musei privati e musei pubblici, tra mostre temporanee, ci sia moltissimo da vedere a Venezia, per non parlare poi delle piccole cose, le confraternite, le scuole grandi. Io credo che a Venezia ci sia veramente molto da vedere per chi ha voglia di scoprire la città. È quello che noi cerchiamo di trasmettere ai visitatori, la voglia di andare un po' al di là della passeggiata in città, che è bellissima e si è immersi nella meraviglia, ma
voler, magari tornando più volte, andare a approfondire degli argomenti, entrare dietro le facciate, magari investire qualche euro, perché è ovvio che ci sono dei biglietti d'ingresso che pesano sul bilancio magari di una famiglia che viene in visita, però che arricchiscono moltissimo queste visite, ecco, vorrei dire. No, fa bene a dirlo e ha ragione anche di dire sono in parte d'accordo con lei, però le mie domande sorgono nel momento che vedo queste code, questo afflusso, questa richiesta di visitare. Capisce che siamo nel 2024 e poi vedo investimenti su cose che non servono a nessuno e che forse sarebbe meglio investire invece su quello che abbiamo, ecco, e soprattutto queste associazioni di volontariato che potrebbero essere coinvolte invece di Vidi e Timpera. Per quello io batto sempre il chiodo qua, perché potremmo aiutarci molto se facessimo più squadra, se avessimo più la possibilità anche di essere partecipi. Il problema è che non lo fanno, perché sennò si toglie visibilità e perciò mancano le persone, mancano gli investimenti, e io sono dell'idea che non è così, perché la richiesta che abbiamo, le persone che vogliono venire a visitare e a vedere sarebbero tantissime, tanto è vero che anche voi fate gruppi di poche, cioè poche nel senso, perché veramente i numeri sono importanti. Per questo io dico che dobbiamo ampliare abbiamo la fortuna di avere questa meraviglia che tutti ci invidiano nel mondo, hanno anche cercato di copiarla, ma non è la stessa cosa di sicuro, però capite bene l'importanza di Venezia. Allora, professor Giuboni, posso aggiungere, Mirella? Prego, prego. Io naturalmente le ho dato la mia visione dal punto di vista di una professionista che lavora nel turismo, poi l'associazionismo, le associazioni, il volontariato vanno benissimo, ma non sta a me lì però io come lo si dico possono perché promuovere. È giusto che si sappia che potremmo essere anche di supporto, ha capito? Questi giovani che vorrebbero essere coinvolti di più, intrigati di più, forse c'è molto da lavorare. Per esempio, da questa nuova legge nazionale sulla regolamentazione delle professioni turistiche sembra che scaturiranno almeno nel primo anno 10.000 posti di lavoro, quindi i giovani che abbiano voglia di impegnarsi, che facciano l'esame di guida turistica e che quindi inizino a lavorare, perché purtroppo se c'è un problema a Venezia è che c'è anche troppa richiesta, troppa gente. Ecco, però è una fortuna averla. Allora, però professor Giuboni, abbiamo naturalmente. parlato di Venezia, come non parlare del Mose, professore? Queste paratoie sotto stress, ho letto, vanno attivate meno. Cosa ci racconta di questa opera, che è una delle opere con la più grande corruzione che c'è stata? Ecco, funzionerà, non funzionerà? Già le paratoie sotto stress, cosa ci racconta? In questa fragilità di Venezia è nato questo Mose che risolverà i problemi dell'acqua alta. Cosa ci racconta, professore? Prima dobbiamo una risposta al telespettatore che era intervenuto. Livio da Padova. Sì, il suggerimento sempre teorico se vuole, ma anche pratico alla fine, è questo: se tiene un'auto per usarla 3 volte l'anno, provi a fare un conto dei costi fissi che ha fra bollo, assicurazione, manutenzione e revisione, e faccia un conto di quanto gli costa accompagnare sua sorella magari in ospedale una volta. Verrà fuori un conto che può essere di centinaia di euro addirittura. Quindi in quella situazione, e la risposta che qualsiasi economista darebbe, la proprietà di un'auto non è giustificata, bisogna usare il servizio dell'auto, quindi o chiama un taxi e le costa meno di mantenere un'auto per usarla 3-4 volte l'anno, oppure meglio, di nuovo il comune, la provincia eccetera devono fornire, come c'è ormai nelle più grandi città, dei servizi che si dicono di car sharing, cioè di condivisione dell'auto. Io l'auto la prendo solo quando ne ho effettivamente bisogno, la lascio dove arrivo e pago semplicemente quel percorso lì. Questo è chiaramente, questa economia della condivisione è un'economia verso la quale stiamo andando sempre di più. Però chiuso questo, e venendo al Mose, lei mi sta facendo queste domande probabilmente perché è uscito recentemente un articolo che ho scritto assieme a altri 8 colleghi, che ho coinvolto in un'analisi per rispondere a delle nostre curiosità scientifiche. E la prima curiosità e la prima domanda quindi che ci siamo posti è: ma i benefici che dà il Mose sono giustificati rispetto a un costo dell'ordine di circa ormai 7 miliardi di euro?
La seconda domanda che ci siamo posti è i benefici che ha la città quando il Mose viene chiuso e non c'è più quindi l'acqua alta sono confrontabili? Cioè come si confrontano con i danni che ha invece l'attività portuale di Venezia, che è la seconda attività economica dopo il turismo, perché ovviamente quando il Mose è chiuso le navi non possono né entrare né uscire al porto? Terza domanda è, ma se noi valutiamo questa infrastruttura rispetto a quello che sappiamo dei futuri cambiamenti climatici, questa struttura potrà effettivamente durare 100 anni come era stato scritto nel progetto? Queste erano le 3 domande che ci siamo posti. La risposta velocissima alla prima è sicuramente 7 miliardi, adesso parlo così un po' facendo delle battute, sono ben spesi, nel senso che se noi cumuliamo tutti i futuri benefici dei prossimi decenni con le chiusure del Mose, arriviamo sicuramente all'ordine delle centinaia di miliardi, non neanche delle decine. Quindi in quel senso il governo italiano poteva sicuramente risparmiarne un bel po' di quei 7 miliardi, ma posto che li ha spesi stia tranquillo che i benefici sono ben superiori a quei 7 miliardi da spesi. Sul porto, là la questione è un po' più critica, nel senso che in termini economici siamo su ordini di grandezza nettamente inferiori, cioè abbiamo dei milioni di danni per il porto che chiaramente accumulandosi nell'anno possono diventare anche miliardi, ma sono ordini di grandezza, come si dice, inferiori ai benefici, quindi quello che ci perde il porto è molto molto meno di quello che invece ci guadagna la città con tutte le sue attività economiche e i cittadini che ci vivono. C'è però un grosso problema. Venezia non è l'unico porto dell'Alto Adriatico, c'è Ravenna, c'è Trieste, c'è Fiume, ci sono moltissimi altri porti che sono in competizione, quindi quello che rischia il porto di Venezia è di vedere via via le navi scomparire e preferire andare in altri porti, e questo chiaramente è una scelta molto importante che deve fare la città e il governo italiano, cioè vogliamo mantenere in piedi l'attività portuale di Venezia? Se sì, è fondamentale investire e studiare molto bene fin da subito la piattaforma offshore, per la quale ci sono studi, si sa che dovrebbe essere collegata con un treno in galleria, per non avere impatti ambientali, per avere la massima efficienza, dovrebbe avere determinate lunghezze, cioè, anche qui la soluzione la conosciamo, si tratta di fare 2 conti e decidere se vogliamo spendere quei soldi per mantenere e rilanciare il porto di Venezia. Sul discorso dei cambiamenti climatici, che sono le cose che studiamo tutti i giorni, quello che abbiamo visto è che sia che siamo ottimisti sia che siamo pessimisti, il mare continuerà a crescere e crescerà di diverse decine di centimetri nei prossimi decenni, il che vuol dire che il Mose si chiuderà sempre più spesso. In questi primi 3 anni di funzionamento è stato chiuso mediamente più di 20 volte l'anno. Il progetto che diceva durerà 100 anni verrà chiuso 2-4 volte l'anno. Questo ovviamente solleva delle preoccupazioni, e quindi quello che noi abbiamo di nuovo segnalato è: se continuiamo a chiudere sempre più spesso, il Mose durerà? Forse sì, forse no, qualche ingegnere ce lo dirà, ma poi si creeranno tutta una serie di problemi sulla qualità delle acque della laguna. Sapete che Venezia praticamente ha sì e no, in qualche pezzettino di Venezia ha un impianto fognario vero, altrimenti non c'è nulla, e questo ovviamente fa sì che se noi chiudiamo gli sbocchi in laguna si accumulano inquinanti, cioè diventa una cloaca sostanzialmente la laguna. Quindi questi sono i problemi che noi abbiamo posto all'attenzione perché ci si pensi fin d'ora e si cerchi di capire come vogliamo risolvere. Ha fatto bene, professore, la ringrazio anche per il lavoro che state facendo, perché non stiamo parlando di bruscolini, ma stiamo parlando di miliardi di costi che paga la comunità, perché poi lo Stato siamo noi, alla fine gira e rigira, e siamo noi che dobbiamo pagare. È giusto anche che siamo informati anche su quelle sono le possibilità e cosa bisogna fare, perché ripeto, il politico passa, poi le opere catastrofiche magari rimangono a noi sul groppone, purtroppo.
dopo e ai nostri figli il futuro. Lei sorride ma a me viene da piangere, professor Giupponi, visto dove stiamo andando a parare. Abbiamo Maurizio da Conselve, vai Maurizio. Ciao Mirella. Ciao. E buongiorno ai tuoi ospiti. Allora, io vorrei rivolgermi al professor Giupponi, se non ho capito male come si Sì, nome. sì, professor Giupponi. Allora, che ha anche tra l'altro il cognome di un grandissimo ciclista. Comunque vabbè. Allora, dottor Giupponi, anch'io come il signore di prima che ha telefonato, possiedo una Fiat Punto prima serie. Tu Mirella lo sai, da tanto tempo è un 99 questa auto, quindi mi dà la Mirella deve possibilità sapere tutto ma non sa niente, ma va bene così. Va bene, dai. Mi dà la possibilità per spostarmi, per andare a lavorare, per andare a fare la spesa e magari per altre commissioni. Comunque alla fine di tutto, professore, ha ragione quando dice che sì, giustamente c'è un costo. Io purtroppo momentaneamente non mi posso permettere neanche io di comprarmi, se così si può dire, un'autovettura nuova, anche perché faccio un lavoro praticamente che non mi dà tante possibilità di mettere da parte i soldini. Questo lo dico chiaramente, ecco. E quindi, vabbè, se ci sarà un'occasione la prenderò, però non si sa quando. Ci sono altre priorità molto importanti prima da risolvere. Comunque niente, ha ragione lei che sarebbe giusto usare la bicicletta è economica, ti dà la possibilità magari nei momenti di svago, di riposo, di fare una bella passeggiata. Grazie Maurizio, ecco. molto chiaro, ti Buona ringrazio della giornata a chiamata, tutti, devo grazie. correre purtroppo perché sennò non ce la faccio. Adesso andiamo a vedere il video, poi risponderà naturalmente il professor Giupponi al nostro Maurizio. Andiamo a vedere il video. Noi siamo Venezia, tu sei Venezia, andiamo a vedere. Ciao, welcome to Venice. Benvenuti a Venezia, straordinario labirinto di 118 isole e più di 400 ponti. Herzlich willkommen in Venedig und ihrer Lagune, die seit 1987 Weltkulturerbe der UNESCO sind. 欢迎大家来到威尼斯，这是一个具有极其复杂并且脆弱生态环境的城市，所以它需要的是一个可持续发展的旅游模式。 Добро пожаловать в Венецию, Восточные ворота, город искусства, культуры, старинных традиций. Bienvenidos a Venecia, ciudad única y frágil, que pide respeto y responsabilidad de parte de todos. Bienvenue à Venise, cité au patrimoine incomparable, à découvrir, pleine de vie et de traditions passionnantes, à connaître et à soutenir. Oltre a questa, noi guide siamo in grado di farvi conoscere un'altra Venezia. Venice is a unique and very fragile city and needs to be protected by everybody.
Torniamo alla Venezia poco conosciuta, adesso vi portiamo in posti davvero speciali. We are Venice, you are Venice. Avete visto dove vi ho portato questa mattina anche a questi diversamente giovani che magari non possono viaggiare, non possono spostarsi, grazie a Carlotta Vincenti, questa presidente che con questi video fa viaggiare veramente queste persone, e la ringrazio veramente, Presidente, perché io so quanto importante è che per certe realtà, anche se non possono muoversi, vedere, ammirare stando a casa. Ma mi scusi, Presidente, ma qualche volta le dicono che andare a vedere il Mose, questi turisti sono intrigati, lo conoscono, questa opera che costa miliardi e miliardi per il bene della città? Allora, intanto volevo tanto ringraziarla di aver mandato questo video a cui noi guide teniamo tantissimo, perché come avranno visto anche i telespettatori, punta molto anche sul il tentativo di creare un turismo più sostenibile a Venezia, a cui noi teniamo tantissimo come associazione guide. Per tornare alla sua domanda sul Mose, certo l'interesse è altissimo. Io personalmente racconto tantissimo sulla salvaguardia, naturalmente non la racconto come potrebbe raccontarla Carlo Giupponi, che è un esperto, però mi informo molto e cerco di comunicare quello che viene fatto sia dal punto di vista dello Stato che del Comune per difendere la città. I miei clienti sono interessatissimi, cerchiamo di approfondire in maniera possibilmente neutra, sottolineando tutti gli aspetti, la questione delle acque alte, dell'erosione della laguna, dei traffici, delle grandi navi e dell'attività portuale. Sono perfettamente d'accordo con quello che ha detto il professor Giupponi prima, il porto è un'attività importante e quindi bisognerà tenere molto in considerazione in futuro cosa fare del porto. E per farla breve, insomma, i miei clienti o i miei ospiti sono molto interessati alla Venezia di un tempo, ma anche alla Venezia di adesso, quella dove abitiamo noi, quella che è su tutti i giornali e i mezzi di comunicazione del mondo, nei suoi aspetti bellissimi, ma anche fragili, delicati, ecco. Grazie veramente, perché sono video veramente importanti. Noi siamo talmente belli, ma talmente belli che ci emozioniamo ogni volta che vediamo questa meraviglia ma quanto belli siamo. Sfido che tutti ci invidiano, forse la politica dovrebbe investire di più, questo lo dico io. Professor Giupponi, io so che lei ci deve lasciare, però è importante dire anche, e poi la lascio veramente, 10 anni da questo scandalo, lei ha puntato molto sui porti, ma perché noi abbiamo puntato sulla gomma invece di puntare sui porti, visto che avevamo questa meraviglia in tutto il paese, da nord a sud, da est a ovest, una meraviglia che pochi hanno, e noi abbiamo la fortuna, abbiamo puntato sulla gomma, sul trasporto su gomma. Prego, professor Giupponi, speriamo in futuro di spostarci con l'acqua? Dovremmo chiederlo a Gianni Agnelli, ma non c'è più purtroppo, quindi non può risponderci, perché abbiamo puntato tutto sulla gomma in passato. No, invece dobbiamo renderci conto che abbiamo comunque delle strutture, delle infrastrutture che sono notevoli, che possono garantire un grosso sviluppo economico. Il porto di Venezia è comunque un porto che ha un'infrastruttura invidiabile rispetto a moltissimi altri porti. Spesso però ci troviamo davanti a dei colli di bottiglia, delle problematiche. È chiaro che per l'Alto Adriatico avere tutti questi porti vuol dire sostanzialmente avere un'efficienza ridotta,
Quindi anche qui, se vivessimo in un mondo reale, l'ideale sarebbe capire questo insieme di porti transfrontalieri, che tipo di piattaforma comune potrebbero aver bisogno per far risparmiare un sacco di soldi ai commerci che passano da Suez e vanno fino a Rotterdam, e invece fermarli a Venezia o a Genova, se non a Gioia Tauro. Ecco, questo qui sarebbe quello che dovremmo fare nel mondo ideale. In un mondo meno ideale, però, la riflessione che sarebbe da fare sarebbe questa, cioè Venezia è in competizione con altri porti. Bene, se avesse una piattaforma offshore efficiente, potrebbe svilupparsi e competere molto meglio? Io non sono un esperto di trasporti e logistica, ma da quello che studio, quello che leggo e quello che sento dai colleghi, mi pare di capire proprio di sì. Allora pensiamoci a queste cose. Il nostro ruolo è un po' questo, cioè condividere i risultati dei nostri studi per dire: ci abbiamo messo 40-50 anni a fare il Mose, non cerchiamo magari di arrivare a fare il porto offshore fra 40 anni, quando il porto di Venezia è morto e magari il porto di Capodistria ha preso tutti, per dire una stupidaggine ovviamente, o il porto di Trieste o di Ravenna ha preso tutti i traffici che prima gestiva Venezia. Ecco, questo sarebbe assolutamente stupido da parte nostra e non possiamo permettercelo. Come ci saluta, professore? Domenica andiamo a votare, speriamo che la politica veramente punti anche sulle parole del professor Giupponi, che è stato molto chiaro per quanto riguarda i porti, perché bisogna anche dirlo. Ecco, come ci saluta? E andate a votare, mi raccomando, andate a votare. Prego, professor Giupponi, come ci saluta? Cosa vuole, uno spot elettorale, no? Ah, quello che vuole, faccia lei, libero. No, io vado a votare, spero che andiate anche voi. Ecco, posso salutarvi così. Bravissimo professore. E per quanto riguarda i porti, veramente io dico alla politica: riflettete sulle parole del professor Giupponi, che è molto importante quello che ha detto, visto che abbiamo la fortuna di avere questi porti e possono essere anche collegati tra di loro e dare veramente delle risposte molto importanti a quello che è anche il trasporto anche delle persone, io dico, perché veramente si potrebbe fare molto, basterebbe investire su quello veramente che serve. Grazie veramente al professor Carlo Giupponi, professore di economia dell'ambiente, di essere stato con noi. Sentiamo Sandra da Padova. Buongiorno professore, vai Sandra. Arrivederci. Sandra? Sì, mi senti? Sì, adesso ti sento Sandra. Ho detto buongiorno ai favolosi ospiti. Grazie. Meno male che avete Veneta e tu conduttrice, fate vedere queste cose. Per i porti sono d'accordo al 1000 per 1000. La signora Vincenti, mi pare, che parlava prima, quel video è stupendo. Mio marito ancora 20 giorni fa ha dei lavori a Venezia, perché ha un'equipe di architetti che gli commissiona dei lavori. È andato al Malibran, il teatro. Lui non l'aveva mai visto. Io invece l'ho visto, ma tantissimi anni fa, perché ero andata a vedere una commedia con Lauretta Masiero e mi pare ci fosse Cesco Baseggio, a memoria perché ero ragazza, però è un stupendo. Mio marito è venuto a casa, aveva la luce negli occhi, perché ha detto: io ho visto una meraviglia, ma perché non ci sono cioè, a parte le associazioni che sono bravissimi, lei compresa, la dottoressa e il professore che ci ha appena salutato, però fanno pubblicità, scusate, per delle stupidate. Ma perché non pubblicizziamo? Qualche imprenditore si prende la briga di pubblicizzare continuamente a martello, perché io, scusate, non è che voglio fare quella che critica sempre, però sto guardando una cosa, vengono fuori i materassi. Ma quanti materassi ha questo qua? Perché sti materassi allora io capisco che il commercio, io ho lavorato nel commercio, dunque so cosa vuol dire, ma la pubblicità è essenziale, perché ti rimane nella mente, negli occhi, cioè ti colpisce, magari la prima volta non la guardi, la seconda, glielo dico per esperienza lavorativa di anni che ho fatto. Dunque la pubblicità è l'anima, è vero, del commercio, ma perché non si prendono la briga qualcuno di investire un po' di soldini, che c'è gente che li ha, io se li avessi li metterei, per fare questo battage pubblicitario? Cioè io me lo chiedo. E meno male che abbiamo queste persone, Mirella e Rete Veneta, che è veramente, io la guardo sempre, anche Bacialli, io mi informo, io caratterialmente sono così,
Poi quello che dicevi prima quando c'erano gli altri ospiti, purtroppo Mirella non siamo tutti uguali, c'è gente che è molto chiusa, che ha la timidezza, la paura di parlare, che non ha, e lì è un fatto vabbè, ma bisogna anche un po' svegliarsi, sai, siamo nel 2024, sennò questi ci passano sopra. Sandra, devo chiudere, sennò non ce la faccio a mandare altri video. Ti ringrazio della telefonata. Grazie Sandra. Allora, un'altra cosa importante che volevo chiedere alla nostra importante ospite Carlotta Vincenti, che è Presidente Associazione Guide Turistiche di Venezia, ecco, come vedono i turisti anche questo problema della sicurezza. Perché dico questo? Perché volevo salutare, veramente dare un grande abbraccio alla nostra Monica Poli, che ha avuto anche in trasmissione poco tempo fa, perché veramente se lo merita. Ciao Monica, andiamo a vedere questo servizio su questo pestaggio che ha subito la nostra Monica. Monica Poli, pestaggio. Questa ladra in mezzo a tutte le persone, perché non hanno proprio ritegno di nessuno, ecco, è partita con, io pensavo addirittura un pugno, poi guardando dal filmato è partita proprio con il cellulare a tutta forza, dandomelo in pieno viso. Prima lo spray al peperoncino, poi le botte. Questa volta Monica Poli dei cittadini non distratti ha dovuto ricorrere alle cure del pronto soccorso. Sono le 17:30 quando le viene segnalata la presenza di 2 borseggiatrici ai piedi del ponte di Calatrava sul lato di Piazzale Roma. Attenzione borseggiatrici! Pickpocket! Queste qua erano già 2 ragazze recidive, già prese nei 2 giorni precedenti dalle forze dell'ordine. Una ha estratto lo spray peperoncino dalla borsa dandola all'altra. Per fortuna mi sono accorta in ultima, però lo spray mi è arrivato, diciamo, a metà viso, non mi ha preso gli occhi. Attorno iniziano a radunarsi diversi passanti, tra cui l'assessore al commercio Sebastiano Costalonga, che cercano di fare da pacere in attesa delle forze dell'ordine, ma la situazione degenera comunque. E una di loro proprio mi è venuta incontro mettendomi le mani addosso sul collo. È partita proprio di cattiveria e io me ne sono accorta dopo e mi ha dato il telefonino in fronte. Monica Poli ha ancora dolore al viso, in fronte a un bel bernocolo le fa male una mano, ma non intende mollare, come gli altri cittadini non distratti che da anni si battono contro un fenomeno, quello dei borseggiatori, che nonostante gli sforzi rimane sempre grave. Noi cittadini non distratti, allora, oltre ad aver subito parecchie aggressioni, noi continueremo in questa, cioè noi vogliamo il cambio delle leggi, vogliamo la certezza della pena, anche perché c'è da dire una cosa, e se fosse capitato a una persona borseggiata, magari una persona anziana, avrebbero usato, io credo che avrebbero usato, visto che si portano dietro lo spray peperoncino, a questo punto lo avrebbero usato e quindi sta veramente diventando sempre più grave la situazione, bisogna intervenire al più presto. Allora io ringrazio sempre questa donna, questa meravigliosa donna che ha il coraggio veramente di metterci la faccia, di fare anche il bene della comunità. Allora cosa ci dice Carlotta Vincenti? Prego. Purtroppo anche noi siamo in prima linea su questo e non posso che confermare quello che è stato mostrato durante questa intervista, anche se per fortuna nessuno di noi è stato mai aggredito in maniera così netta, fisica. Però viviamo ogni giorno, proprio ogni giorno, l'esperienza del borseggio delle persone che noi accompagniamo a Venezia ed è un'esperienza molto brutta per loro e anche per noi che saremo un po' il biglietto da visita della città, ci sentiamo veramente feriti da questa sensazione di poca sicurezza che si ha quando si gira a Venezia nei posti affollati. Vorrei dire che Venezia, per fortuna, rispetto a altre realtà, lo dico come donna veneziana, è una città tranquilla generalmente, però non va assolutamente sottovalutato questo fenomeno, perché mi succede quasi quotidianamente ormai le persone le conosco anch'io, chiunque sia lavori in centro storico a Venezia ormai conosce queste persone, ci si sente abbastanza impotenti. Io stesso ho sventato 2 borseggi perché ormai dopo un po' uno fa l'occhio e vi confesso che non sono subito tornata a casa, ho fatto un giro largo prima di tornare a casa perché avevo paura di essere seguita, in quel caso erano
4 donne, di cui una anche mi è un po' quasi aggredita, mi è venuta molto vicina, e la mia indole è quella di difendere le persone, di ribellarmi a queste violenze. Però in effetti non posso che confermare che è una situazione che va lentamente peggiorando. Fa bene a dirlo, perché bisogna fare anche prevenzione, vuol dire anche parlare e cercare di trovare dei rimedi che a mio avviso potrebbero anche esserci, anche coinvolgendo proprio le associazioni di volontariato, ecco, di fare, per carità, non di girare con le armi, ma di fare le segnalazioni sarebbe molto importante, visto la situazione, ecco, come si presenta. Adesso sta arrivando anche la bella stagione e perciò pensiamo veramente sarebbe molto utile. Abbiamo Giuseppe da Abano. Ciao Giuseppe. Buongiorno. Buongiorno. Io volevo intanto porre la solidarietà alla signora là che ha fatto l'intervista a Venezia. Non capisco. A Monica Poli si chiama. Pronto? Pronto, mi senti? Adesso sì. Si chiama Monica Poli. Volevo porre solidarietà intanto alla signora che ha fatto l'intervista a Venezia. No, ma non devi ascoltare la televisione, devi parlare al telefono. Io sono al telefono, e basta, parla pure. Volevo portare un'altra testimonianza da qua ad Abano. Prego. Dunque, io vedo anche qui ad Abano, adesso le scuole sono finite praticamente, giusto? C'è tanta gente minorile che di notte fa il disastro per le macchine qua ad Abano, eccetera. Conosco due, siamo turisti stranieri, hanno levato il fanalino della macchina, eccetera. I vigili ad Abano non si vedono, perché non si vedono, non so dove siano, non si vedono. Di notte, anche di notte, adesso qua in 3, in 4, anche sul monopattino, girano e spaccano tutto, è una cosa pazzesca, è tutta gente minorile, non è cosa. E io con questo qua, come ripeto ancora una volta, do la solidarietà non 100 al 1000% alla signora che ha fatto quell'intervista, che è stata aggredita, perché veramente non è possibile. E succederà anche qui ad Abano più o meno, perché i vigili non ce ne sono in giro, assolutamente. Mi dispiace, scusate, e del mio è giusto, facciamo la trasmissione per quello, serve anche veramente sentire la voce delle persone, dei cittadini, e fate bene a chiamare, perché anche questa è prevenzione, perché sono segnalazioni. Grazie a Giuseppe, lo riferiremo anche al sindaco, veramente con il quale abbiamo ottimi rapporti, è stato anche ospite diverse volte. Ecco, quello che però traspare è che volevo chiedere anche a Carlotta Vincenti, adesso questo accreditamento per arrivare a Venezia, ecco, si sono lamentati più i veneti magari che gli stranieri, i turisti. Com'è la situazione? Ecco, l'hanno accettato? Mi sembra che le cose vadano bene. Prego. Allora, per quanto riguarda i turisti, per chi viene dal Veneto in particolare, privatamente non so, però la nostra esperienza come associazione guide è che alla fine la cosa è andata abbastanza bene, nel senso che gran parte delle persone con cui noi operiamo viene organizzata a monte da agenzie, da tour operator, e questi a loro volta si erano organizzati, quindi non c'è stato assolutamente nessun problema, sapevano, erano informati, avevano pagato il contributo o se erano esenti si erano registrati. Mi è capitato anche il 26 di aprile di ricevere 2 ospiti che venivano proprio da Abano, che invece non sapevano nulla, quindi abbiamo dovuto fare le cose in diretta alla stazione. Sarà perché forse era uno dei primi giorni, in ogni caso ci siamo recati al punto per registrarsi e pagare il contributo, abbiamo avuto subito l'aiuto di un volontario e in una ventina di minuti, in un quarto d'ora non c'era coda, ma abbiamo dovuto inserire i dati nel computer e abbiamo fatto tutto, perciò è stata meno problematica di quello che temevamo dal punto di vista della gestione logistica. Dopo sull'utilità non lo so, bisogna vedere.
in seguito. Intanto si è iniziato a fare qualcosa, poi i numeri li daremo in futuro. L'importante è anche capire che forse anche noi veneti soprattutto, dobbiamo impegnarci un po' di più, perché questa è la verità, cioè è inutile che ce la giriamo attorno. Noi dobbiamo impegnarci un po' di più quando viaggiamo. Avete sentito anche prima Susanna Maggioni che diceva alle persone, specialmente donne che girano da sole, che viaggiano da sole, ecco, questi insegnamenti anche a cosa portare, come comportarsi. Guardate che ci sono veramente tante realtà, basta alzare il telefono, capire come fate questa mattina a Sveglia Veneti, prima di fare informarsi prima di partire, e non è cosa così difficile. È che siamo un po' pigri noi veneti, lo diciamo, è vero, io ho il coraggio di dirlo, però dobbiamo anche iniziare a svegliarci un po'. Ogni novità porta un po' di scompiglio, però si vede che poi le cose migliorano, e quindi veramente l'impegno personale sarebbe una gran cosa, sarebbe auspicabile che ognuno facesse la sua parte. Imparare, come dice anche Sandra, informarsi un po' di più, visto che abbiamo la possibilità veramente di farlo. Allora andiamo a vedere anche questo servizio e parliamo di affitti turistici, autodifesa, affitti turistici, poi lo commentiamo con la nostra ospite Carlotta Vincenti. Grazie. Forse almeno una volta gli appassionati di Venezia dovrebbero provare a partecipare ad una delle passeggiate organizzate dai volontari di OCIO, l'Osservatorio Civico sulla Casa e la Residenzialità. Più sincero dei tour che promettono la scoperta della vera Venezia, i volontari di OCIO fanno conoscere effettivamente cosa sia oggi questa città. In 10 anni le 1992 affittanze turistiche del 2012 sono quasi quadruplicate. Nel 2022 erano diventate 7.628, perlomeno quelle dichiarate. In tutto il comune ci sono almeno 80.000 posti letto turistici. Oggi la passeggiata è nel sestiere di San Marco, dove per 3.332 residenti dormono 11.638 turisti. Un intero palazzo di appartamenti delle Generali è stato trasformato in locazioni turistiche. Un intero palazzo che era della Banca Italia è stato trasformato in locazioni turistiche. Un palazzo che doveva essere in Bacino Orsello, che doveva diventare, che era direzionale, è in via di trasformazione in locazione turistica. Negli ultimi anni si è assistito anche ad alcuni tentativi di modifica eufemistica del vocabolario italiano. Venezia non è più una città ma un centro storico. Le locazioni turistiche sono affitti temporanei e i turisti sono diventati veneziani di passaggio. Nonostante l'Italia sia tra i paesi che non hanno normato il settore, anche le locazioni turistiche hanno comunque dei limiti, a partire da quelli imposti nel 2019 dall'entrata in vigore del nuovo regolamento edilizio di Venezia. A partire da questa data, per esempio, c'è l'obbligo delle fosse settiche per le locazioni turistiche, oppure ci sono una serie di obblighi che riguardano la comunicazione, quindi bisogna essere presenti nella banca dati, e degli altri obblighi che riguardano invece questioni di sicurezza. Per esempio, pochi lo sanno, ma il self check-in, in cui il gestore o il proprietario della locazione turistica non va a verificare l'effettiva identità di chi entra nella casa, di fatto è un reato penale, perché la legge è abbastanza chiara, bisogna verificare l'identità degli ospiti in persona. Tutte queste informazioni sono contenute in un manuale di autodifesa dall'assedio turistico. Sebbene i pochi strumenti normativi esistenti non regolamentino il fenomeno, dicono a OCIO, almeno permettono di evitare abusi e soprusi. Allora, sentiamo come commenta Carlotta Vincenti questo servizio che è andato in onda. Prego Carlotta. Come non essere d'accordo con questo servizio? Da cittadina che abita anche lei in Sestiere di San Marco, conosco questa realtà quotidianamente e sono molto felice che nella mia scala, niente per carità naturalmente contro i turisti, ma su 5 appartamenti solo 2 siano di affittanza turistica, quindi ho ben 2 famiglie che sono miei vicini di casa, che è una cosa fondamentale nella vita di ognuno. Come quindi non essere d'accordo con questo filmato? Purtroppo i danni fatti fino adesso probabilmente sono irreversibili. Fondamentale è continuare con delle regole. Quella delle fosse settiche appena citate è importantissima, perché Venezia ha dei vincoli ben precisi e quindi se non si può fare la fossa settica non si può sfruttare la cosa. E soprattutto quella del self check-in è un problema grosso, perché in effetti può diventare un problema di sicurezza, e chiunque passeggi per Venezia vede quanti di quei lucchetti con dentro le chiavi di casa ci sono dappertutto. Ecco, quello non dovrebbe essere permesso, perché può entrare in casa chiunque. Ci vogliono delle regole, ci vuole coraggio nel pian pianino, con
un passo alla volta nel mettere delle regole, perché sennò non si può vivere, perché Venezia è diversa da tutte le altre città italiane. Il nostro centro storico, come è stato detto nel video, è neanche 7 km quadrati e ci abitano 49.500 persone oggi. Il centro storico di Firenze è 6 km quadrati, non ci abita più nessuno, perché i fiorentini si spostano 300 metri più in là. Noi non possiamo, noi dobbiamo stare nelle nostre isole e qua bisogna trovare un modo di convivere con un fenomeno come il turismo, che per il resto naturalmente è la fonte di sostentamento della città, però va regolamentato. Come ci saluta, ormai è finita anche questa ora con la nostra ospite. Ecco, che messaggio vuole lasciare questa mattina a Sveglia Veneti e soprattutto far capire anche l'importanza di informarsi prima di partire? Prego. È stato un piacere partecipare, grazie Mirella. Invito tutti i veneti che hanno ascoltato la trasmissione e anche chi non l'ha ascoltata di venire in città. La città è aperta, c'è tanta gente che vuole renderla ospitale, che vuole renderla accogliente, di venire cercando di andare al di là dell'immagine stereotipata della città, informarsi, essere curiosi ma questo sono sicura nei maggiori dei casi non serve dirlo, essere rispettosi nei confronti di Venezia, perché è una città delicatissima, e grazie per le vostre visite. Grazie a Carlotta Vincenti, Presidente Associazione Guide Turistiche di Venezia, ed è stata con noi, delle informazioni che ha dato. Ecco, noi dobbiamo anche noi imparare a capire, perché è molto importante quando ci spostiamo sapere come, dove e cosa fare. Grazie Grazie Mirella. Grazie. Con noi Massimo Zappia, imprenditore, che ci spiegherà anche dalla sua angolazione cosa sta succedendo con quello che sentiamo anche al governo. Uno dice una cosa, uno dice un'altra, parliamo di ecobonus naturalmente, certo. Queste famiglie, queste persone che si trovano in forte difficoltà, anche visto quello che è successo. Prego Massimo, cosa ci racconti? Grazie di essere qui. Intanto buongiorno a te Mirella, grazie per l'invito, sei sempre molto gentile e molto puntuale. Quello che sta succedendo è quello che è una conseguenza di tutte le cose che ci siamo già raccontati qualche mese fa. Io vengo sempre con piacere perché questo è il famoso salotto che penso si debba, bisogna sedersi e parlare delle cose che spesso e volentieri uno non sa come accadono. Allora, l'ecobonus e questi incentivi che lo Stato aveva proposto per il pubblico, quindi chiunque si poteva mettere a posto la casa. Vi ricordate che qualcuno aveva detto: con questa nuova idea gli italiani si metteranno a posto le case senza spendere soldi, cedendo semplicemente il debito. Era una cessione del debito. Non è tanto diverso dalla famosa cambiale dove i nostri nonni, con i quali i nostri nonni hanno costruito l'Italia, perché non avevi i soldini, andavi a comprare la macchina e firmavi le cambiali. La stessa cosa è avvenuta con l'ecobonus, cioè tu fai i serramenti, metti a posto il tetto, la facciata di casa, non hai i soldi, generi un famoso debito, che questo debito può essere ceduto. L'abbiamo chiamato cessione del debito, io l'avrei chiamata cambiale, perché poi alla fine era più facile, forse passava di più in fretta il messaggio, no? Perché è chiaro che adesso lo Stato ti dice: sì, io sono garante, posso essere garante di del fatto del debito e quindi mi faccio garante, lo compro io, ma se lo vuole comprare, perché è sempre una vendita. E quindi se lo Stato, come in questi ultimi mesi, ha deciso che il buco da 150 miliardi di euro, perché noi abbiamo speso soldi che non avevamo, e mi piace ricordare, come ha detto qualcuno su un giornale, è come se qualcuno si fosse seduto a mangiare e poi si sia alzato lasciando il conto da pagare, perché questo è quello che è successo. Firma una cambiale. Bravissimo. Poi pagherò. E questo pagherò è il famoso che se non paghi tu paga l'altro e viceversa. Adesso lo Stato dice: con questi 150 miliardi di debito, vabbè, io fino lì sono arrivato, torno indietro, ma te la devi vedere tu con chi ti ha costruito la casa. Quindi rimbalza, a lui non interessa, perché ricordiamoci che qualcuno ha messo la faccia e ha spinto gli italiani a farlo. E quindi io mi chiedo, quella persona
come ha potuto spendere tantissimi soldi dove non erano neanche disponibili la metà, perché a settembre dell'anno scorso parlavamo di un debito che si aggirava a 32 miliardi, siamo arrivati a 150, cioè lo sapevamo già che il buco c'era, non abbiamo fatto niente per fermarlo. È comodo adesso dire io non c'ero, se c'ero dormivo e soprattutto non ne voglio sapere, aggiustati tu. Ecco che l'Agenzia delle Entrate torna indietro e va a toccare tutti i conti anche delle imprese edili e delle imprese di costruzione dicendo ma tu hai dei debiti con me, non puoi neanche compensare il credito residuo che hai perché o ti metti prima a posto con le cartelle, quando saranno a posto allora le cartelle del debito io te le faccio usare, se no te le congelo. Quindi voi immaginate che cosa sta succedendo. Eppure c'è qualcuno che sostiene che siamo in pieno rilancio, occupazione a 1000, ma nel Veneto stanno continuando a chiudere le aziende e gli operai vengono lasciati a casa, quindi o c'è qualcuno che non sa leggere i dati o c'è qualche altra cosa che non sappiamo che sta accadendo, perché i dati sono veramente drammatici. E questa cosa che mi preoccupa è la totale indifferenza, perché è comodo adesso per lo Stato dire io non c'entro nulla, aggiustati tu con l'Agenzia delle Entrate. Cioè questo è il governo, perché lo Stato siamo noi. Perfetto. Il governo, scusami, ho sbagliato termine, hai ragione. Il governo ti dice faccio marcia indietro, quello che ho detto che potevi fare non lo puoi più fare, tant'è vero che la Posta ha pubblicato sul sito che prima si riservava di valutare i crediti che aveva acquistato, adesso invece ha deciso di non acquistarli più. Quindi voi immaginate... Tu non puoi più vendere perché non te lo compro più. Tu immagina la gente che contava su quella procedura e quindi ha speso dei soldi che non aveva, convinta che poi qualcuno avrebbe pagato comprando il debito, oggi si trova con un pugno di mosche, un debito enorme e non sa dove sbattere la testa. Un'altra cosa che volevo chiederti, Massimo, perché è sempre qua il punto, l'informazione, la conoscenza di quello che veramente vado a intraprendere, il percorso che devo fare. Ti sembra che questa cosa sia stata spiegata bene? Assolutamente no, è per questo che tante cose sono accadute. Io me ne sono accorto anche sul campo, quando parlando con le persone spiegavi, e bisogna fare molta attenzione, perché quando uno cede il debito, attenzione, cedi qualcosa che è tuo e quindi devi fare molta attenzione a muoverti. Ho sempre consigliato non fate delle cose azzardate, non vi affidate a questi general contractor che generalmente arrivavano e poi abbiamo visto i buchi che hanno lasciato, ma probabilmente ci sono delle organizzazioni, Mirella, che sono più capaci queste persone che non i nostri governanti a fare soldi, perché questi signori si sono arricchiti e sono spariti. Qualcuno ha comprato materiale all'estero lasciando il debito in Italia. Allora Mirella, forse le barriere dovevano essere alzate prima? Se dovevamo fare una cosa interessante per l'Italia, perché visto che lo Stato siamo noi e quindi siamo coinvolti, perché non abbiamo obbligato questo 110 e questi super bonus a rimanere nell'ambito italiano? Tu lo vuoi fare, lo puoi fare, io ti creo le informazioni, perché è corretto quello che hai detto, l'informazione era basilare. Perché se tu non hai i soldi dovevi sapere che se le cose vanno male lo Stato potrebbe chiedere a te i soldi indietro, e se tu li hai dati al general contractor e il general contractor non ha fatto le cose fatte bene, il debito è sempre tuo. E se non hai più soldi cosa fai? Ti portano via la casa. Avete capito come funziona? Però c'era qualcuno che sapeva, nel senso che queste persone arrivavano alla Camera di Commercio e in pochissimo tempo aprivano l'attività. Assolutamente. Questa persona che aveva bisogno di fare questo lavoro all'interno della casa o all'esterno diceva ma è una ditta, ha tutte le regole, ha tutte le carte in regola perché è autorizzata a farlo e perciò, visto anche i costi che mi propone, io affido a lei questo lavoro. E là è caduto il pero. Certo. È caduto il pero perché, come hai detto tu, c'erano i famosi furbetti che non aspettavano altro, erano dietro l'angolo che aspettavo
e hanno abboccato. Allora hanno mangiato, ecco, questo amo che era stato messo, e adesso queste persone cosa fanno? Beh, queste persone, allora, chi ha ceduto il debito è nei guai, perché chiaramente l'Agenzia delle Entrate va a ritroso. Quindi non è come la cambiale. Adesso ti guardo, faccio le pulci. Adesso ha l'effetto della cambiale. Tu emetti una cambiale che poi la giri a qualcun altro, ma comunque il debitore è sempre l'emittente del cambiale. Quindi la cessione è sempre di proprietà di chi ha fatto il debito. Quindi hai venduto il debito. Quando si parlava di vendere il debito, era proprio vendere al miglior offerente questo denaro che tu avevi già speso, quindi la famosa cambiale. Voi immaginate che molte banche all'inizio, quando era subito dopo la pandemia, per rilanciarsi, perché dovevano acquistare, ma perché dietro c'era un progetto, tu compravi un debito che poteva essere fatto di, ipotesi, 100.000 euro, io come banca te ne davo il 30% in meno. Allora, il 30% è un tasso non usuraio, oltre l'usura. Adesso però ci siamo resi conto che perché qualcuno lo ha anche detto, visto che hai le banche che hanno applicato e hanno comprato crediti con il 30%, allora non possono, li puniamo. Hai capito? Noi siamo quelli del giorno dopo, Mirella. Prima permettiamo di fare una cosa, poi pugniamo le banche dicendo, visto che li hai comprati col 30% perché te l'ho permesso io, adesso questo 30% non lo utilizzi neanche più per compensare i tuoi crediti. E quindi anche le banche hanno fatto azione attraverso l'associazione dell'ABI. Però le banche sono forti, la famiglia che si ritrova ad aver fatto questi lavori e oltre a non ritrovarsi di non aver fatto niente perché i lavori non sono neppure iniziati, si ritrova di una fragilità unica. Assolutamente, perché adesso tra l'altro, tra le altre cose, non solo hai il debito, ma se i lavori sono anche solo parzialmente iniziati, hai il disagio, hai i ponteggi che non possono rimanere lì vita naturale durante, quindi ti devi togliere i ponteggi, ti devi mettere a posto il tetto, ti devi fare tutte le cose tirando fuori altri soldi, con l'aggravante che hai sulle spalle un altro debito che avevi già fatto, perché è la cessione che qualcuno si è preso. Allora, poteva anche funzionare come sistema, ma forse doveva essere fatto da gente competente, forse bisognava monitorare ogni lavoro, mettere a posto delle cose e aiutare gli italiani non con questo escamotage che secondo me non ha portato da nessuna parte, perché io adesso vedo solo un dato preoccupante, 150 miliardi di euro di debito, solo per il superbonus. E quando mai lo smaltiremo? Ma quello che però traspare tutti i giorni è che è una truffa. Sempre di truffa parliamo. Certo. E chi è che ne paga? Le fragilità, perché non erano all'altezza di fare questo meccanismo, non lo conoscevano, non sapevano i rischi, avevano guardato solo il pro che era fatto vedere fai la casa nuova, senza sapere invece i rischi che andavano incontro. Ma può funzionare un'Italia che va avanti così sempre, comunque, dovunque, qualsiasi cosa veramente si parli di nuovo, c'è sempre la truffa dietro l'angolo. Ti ricordi quando ti dissi il malessere che provavo, che era questo? È proprio perché un'Italia come la nostra, che io amo profondamente perché tutti i nostri prodotti sono solo italiani, sono italiano, mio nonno ha combattuto in guerra come tante altre persone, quindi io sono convinto che l'Italia ce la poteva fare e ce la potrebbe fare, ma non a queste condizioni. Qui vige una legge che secondo me regna sovrana, morte tua, vita mia, cioè io mi devo arricchire sulle spalle tue. In qualsiasi modo io lo devo fare, perché questa, quella dei super bonus e degli eco bonus del 110 ha arricchito molte persone che di impresa non sapevano neanche cosa fare. Ma soprattutto sono fatte le case, chi poteva farla senza? Assolutamente. Cioè quelli che stavano bene, è là il problema grande. Assolutamente. E il progetto iniziale non era nato per questo, ma era nato per mettere a posto gli appartamenti delle famiglie che meno potevano e soprattutto per salvaguardare il patrimonio italiano. Invece abbiamo messo a posto le più belle ville che erano già belle. Hai capito? E che potevano farcene anche senza l'eco bonus. Assolutamente. Ecco. Ne conosco 1000 di questi personaggi e per principio io non li ho neanche voluti vedere perché ho detto trovo ingiusto e io non credo che questa sia la strada.
Ma secondo te chi è che doveva controllare? Perché siamo sempre qua. Io ti do la possibilità, l'opportunità di fare questa cosa, visto che è partita dal governo, dai governi precedenti, perché non è stato di sicuro l'ultimo, perché ognuno passa il cerino, ma c'è un nome, un cognome di governi che hanno fatto questo, ma poi non controllo. Poi arrangiati, e questo non può avvenire perché funziona sempre così. Ma assolutamente, bisognava fare dei controlli proprio a monte ed era il governo che doveva pensare a mettere delle persone come poi abbiamo fatto in una fase successiva, perché all'inizio, Mirella, anche se tu non ti spiego un meccanismo che è veramente diabolico. Allora, per poter effettuare una proposta anche solo di accenno ad accedere al super bonus, io devo fare una misura catastale della tua proprietà. Io prima di questo scandalo lo potevo fare liberamente senza chiederti nulla. Ma ti pare normale che una persona qualunque possa vedere quante proprietà tu hai e la tua casa quanto grande è e soprattutto a chi è intestata? E certo che si sono mossi i truffatori, perché attraverso questo hanno cominciato a fare carte false e tu magari non te ne sei neanche accorto. C'era qualcuno che aveva fatto la tua procedura, la tua pratica, l'aveva anche portata avanti con un asseveratore fasullo, con un commercialista d'accordo, e quindi tanto alla fine, generato il debito ed emesse le fatture, uno le portava in banca, le andava a vendere, le prendeva con il 30% in meno, ma non era importante. Tanto non hai pagato niente perché non hai fatto niente, e sono spariti quanti milioni di euro, quanti miliardi di euro. Allora, per cortesia, ma vogliamo pensare che la nostra Italia fondata sul lavoro debba essere garantita con queste faccende e non possiamo fare nulla? Allora sentiamo cosa ne pensa un altro ospite graditissimo che è Roberto Dalcin, presidente Confapi Turismo e Cultura. Buongiorno Presidente, grazie anche a lei di essere qui. Si parla tanto per cambiare di truffe in Italia a tutti i livelli. Prima abbiamo parlato del Mose, questo scandalo, poi vedremo anche il servizio, ma non finisce mai qua in Italia di trovare sempre il furbetto dietro l'angolo, che alla fine vince lui invece che il povero diavolo che ha pagato. Com'è la situazione dalla vostra angolazione, Presidente Dalcin? Purtroppo bisogna sempre stare attenti perché noi ogni giorno lavoriamo tranquillamente e i truffatori sono sempre dietro l'angolo. Non è un bel lavorare, spesso purtroppo la legge li tutela e penalizza chi è stato truffato. Succedono tutti i giorni, lei ha citato i grandi scandali, ma ne succedono anche quotidianamente anche con chi lavora nel nostro settore, perché quando non paghi i fornitori, quando non paghi i dipendenti sono anche quelle truffe, no? Certo. Certo, però Presidente, il problema è che si parla anche dei grandi scandali, perché all'interno dei grandi scandali ci sono dentro sempre tutti, e là è il grande problema, e ci sono dentro quelli che dovrebbero controllare perché le cose dovrebbero funzionare in maniera diversa, e là è il grande problema, perché poi passano il cerino, se la cavano, non fanno neppure un giorno di carcere, e chi rimane col cerino in mano sono sempre le fragilità, e questo è il dramma di questo Paese, che non ne veniamo fuori, Presidente, perché anche voi ce la state mettendo tutta, però mi sembra che non siete molto ascoltati. Ecco, forse va sempre da un'altra parte. Ecco, perché non siete ascoltati? Voi che avete le idee chiare su quello che si potrebbe fare anche per migliorare anche questo controllo che deve essere fatto, perché stiamo parlando che in Italia abbiamo 4 mafie, cioè non è che ne abbiamo una, ne abbiamo 4 mafie che si spostano in base ai flussi del denaro che ci sono, perciò non è più la lupara, ecco, con la coppola, è tutto un altro discorso adesso. Cosa ci dice, Presidente? Qua bisogna veramente che stiamo attenti a come ci muoviamo. Ha visto quello che è successo pochi anni fa anche qui nella vicina Eraclea, dove la mafia si è avvicinata perché c'è stato flusso di denaro, ma ci saranno altre zone. Noi cerchiamo sempre di avvertire i nostri iscritti, non solo, facendo anche convenzioni con le forze dell'ordine, di stare attenti perché dove c'è denaro si infiltrano e fanno presto avvicinarsi, soprattutto con soggetti deboli che sono in difficoltà. Noi avvisiamo sempre i nostri vicinanti: non avvicinatevi, andate a chiedere aiuto a chi ve lo può dare.
purtroppo esiste anche il detto chi controlla il controllore, infatti è vero, perché se i controllori dopo sono più peggio di chi deve essere controllato, è quello che è emerso, no? Ha capito perché parlo sempre dal grande scandalo, perché è là che poi vedi i nomi, i cognomi e perché non è stato controllato. Ha capito che bisogna anche iniziare a parlare, Presidente Dalzin, di queste cose, perché sembra che non ci sia, che siamo nel paese di Bentegodi. Allora andiamo a vedere invece questo scandalo a 10 anni dal Mose, andiamo a sentire. Mi sono sentito travolto da un ciclone che non mi sarei mai aspettato, su di me sono state dette le cose più false, più infami, c'è addirittura nell'eccezionale lavoro della Guardia di Finanza una barca che non sapevo di possedere. Così si sfogava Giancarlo Galana ai nostri microfoni dopo circa un mese dallo scoppio dello scandalo Mose. Era il 4 giugno 2014, quella mattina il Veneto e la città di Venezia si svegliarono travolti da un uragano. Uno dei più grossi casi di corruzione politica emerso in Italia, 35 arresti, tra cui l'ex governatore veneto Galan, all'epoca ministro, l'ex assessore regionale Chisso, l'ex sindaco di Venezia Orsoni. E poi magistrati alle acque, imprenditori, funzionari pubblici e l'ex finanziere spaziante. Sono trascorsi 10 anni e Galan, che nell'ottobre 2014 patteggiò 2 anni e 10 mesi di reclusione con la confisca di 2.600.000 euro, si fa le stesse domande di allora. Perché sono stato l'unico a pagare, proprio come si chiedeva al tempo. Ci sono 3 che sono malfattori riconosciuti, hanno fatto decine di milioni di fatture false, si sono fatti la casa negli Stati Uniti e in California sulla costa del Pacifico con i soldi del Consorzio Venezia Nuova. Ci sono questi che accusano. Ci sono questi 3 che mi accusano. Mi sono sentito avvilito, tramortito, abbattuto, psicologicamente distrutto nei primi tempi. Oggi sono soprattutto incazzato, ferocemente incazzato, perché sento di subire un'ingiustizia che non è solo quella mediatica, è quella che si sta realizzando in Parlamento, in ogni luogo. Galan ha sempre detto di avere una sua teoria sul perché il sistema Mose sia finito sotto inchiesta. È successo quando Bait decise di aggiudicarsi appalti a Milano, invadendo il territorio di Impregilo, che anni prima aveva ceduto per poco a Mantovani la sua quota del Consorzio Venezia Nuova. Secondo me, ha dichiarato alla stampa, è stato vissuto come una violazione di un patto. Allora, Massimo Zappia, da imprenditore, come reagisci di fronte a queste parole, a questo io non sapevo neppure di avere la barca, io non sapevo neppure di avere la casa, perché così funziona, sì. Sentiamo i grandi politici, sì, o quelli che sono stati, non sanno mai di quello che possiedono. Cioè tu proprio come imprenditore invece che stai battendoti per stare a galla, per sopravvivere, cosa vuoi dire? Provo vergogna, sai, vergogna e sono veramente combattuto, perché alla fine non credo a mezza parola di quello che ho sentito, perché siamo arrivati in un'era dove l'Agenzia delle Entrate conosce esattamente tutte le tue proprietà, tutte. Allora, visto che deve scoppiare uno scandalo, perché se non scoppia lo scandalo nessuno va a vedere, forse magari queste situazioni vanno vigilate, che ne dite? Bisognava controllare prima? Allora, da imprenditore, la mia risposta da imprenditore è che ti alzi al mattino e cerchi di fare bene il tuo lavoro. Lo fai con onestà, lo fai con molta parsimonia, fai quadrare i conti, perché non devi spendere quello che non hai e non devi fare debiti più di quanto ti puoi permettere di pagare, ma in una situazione del genere, dove a un certo punto ti trovano con le mani nella marmellata, no? E ti dicono, ma io la marmellata, ma neanche la mangio perché non mi piace, ma ti sei trovato tu o ti sei fatto coinvolgere o perché hai voluto fare una cosa del genere? Perché, come hai detto tu prima, non ci accontentiamo mai. Quindi l'imprenditore, quando guadagna qualcosa, lo mette subito all'investimento per assumere qualche altra persona, perché è nel DNA del buon imprenditore
la faccia pulita, quella che vuol vedere crescere. Risorse umane si chiamano, sì. Investire nella persona, nell'azienda. Bravissima, te lo ricordi quando ci siamo conosciuti, Mirella, la prima volta, dove gli imprenditori veneti si uccidevano dalla vergogna perché mandavano a casa le persone? Quelli sono gli imprenditori. Sentiamo come commenta Roberto Dal Cin, presidente Confapi. Presidente, come commenta il servizio le parole di Massimo? Prego, Massimo Zappia, imprenditore. Allora, intanto sono esterrefatto anch'io, le avevo già lette sui quotidiani le parole che ha fatto il già presidente Galan. Come, non sapevi, ma dov'eri? Non sapevi di avere una barca, una casa, e dopo lui ha patteggiato. Lui dice che ha patteggiato per liberarsi, di non incorrere in leggi per accelerare, ma secondo me, dal mio punto di vista, se ti senti completamente innocente, devi avere fiducia nella legge. Se patteggi vuol dire che qualcosa hai commesso. Poi, nel caso, io se mi metto nei panni, se avessi combinato qualcosa, se mi sento completamente innocente, mi affiderò agli avvocati e in qualche modo, prima o poi, in 10 anni, ma ne vengo fuori. Se patteggi vuol dire che qualcosa ce l'avevi nel cassetto. E non puoi dirmi che l'hai fatto solo per accelerare, per discolparti. Dunque, se qualcosa hai fatto, sei colpevole. Adesso non puoi dopo 10 anni passarmi da santo, perché mi ricordo anche le ultime parole che aveva fatto in consiglio, si sentiva come Gesù Cristo nell'ultima cena, tradito da tutti, abbandonato. Adesso lo facciamo passare da santo, uno che ha governato per 15 anni, 15 anni e non si è mai accorto di nulla. E allora eri là, prendevi uno stipendio pagato da noi senza sapere, ancora c'è la doppia colpa perché eri pagato e non sapevi quello che facevi. Però Presidente, gli esempi che stanno arrivando a questi giovani che dicono non hanno voglia di far niente, non hanno voglia di investire, se ne vanno all'estero, perché si continua con questo conflitto di interesse da chi ha delle cariche importantissime, ecco, che sta anche al governo, e questi messaggi sono devastanti. Perché allora l'imprenditore che si alza come Massimo al mattino e cerca di essere onesto, di investire nell'azienda, di cercare di dare delle risposte a tutte queste persone che si sono suicidati, questi imprenditori per bene, perché dovevano lasciare a casa i dipendenti, dovevano chiudere l'attività. Pensate avere queste persone che coprono delle poltrone importantissime, che hanno il conflitto di interesse, che c'è un'indagine in corso, e come la mettiamo allora, Presidente? Lei presiede la Confapi, ecco, cosa vorrebbe dire a questa politica che ci invita? Io invito ad andare a votare domani e domenica, mi raccomando, andate a votare, però veramente che questa trasparenza, questa onestà intellettuale politica che ci dovrebbe essere non c'è. Prego, Presidente. Vede che negli ultimi anni c'è una disaffezione, ogni anno che passa stiamo perdendo elettori, ma perché? Perché ormai soprattutto una certa classe non crede più in questa politica. Vanno ancora gli iscritti, però ci siamo portati in pochi anni, abbiamo perso oltre il 35% degli elettori, perché eravamo sull'85-86% dell'elettorato, adesso siamo il 50%, anche sotto il 50%. La gente si è stancata, non ci crede più nella politica, ha ragione. Io avevo lanciato anche un appello 10 anni fa, quando ormai si stava perdendo l'elettorato: fatevi un esame di coscienza, cercate di tornare nei vostri passi, cercate non di fare appelli all'ultimo giorno, gli ultimi giorni e il mese prima. Dovete far vedere che avete cambiato rotta, però mi sembra che la tendenza non è quella, perché ogni giorno ne scandali escono quotidianamente. Cos'è successo in Liguria l'altro giorno, il governo ogni giorno si sentono, dunque l'elettore, soprattutto i giovani, hanno perso proprio gli ideali, non ci credono più, ha ragione. Allora andiamo a vedere proprio questo video della Confapi che ci ha mandato il Presidente Roberto Dal Cin, perché è importante anche capire cosa fa la Confapi. Andiamo a vedere.
Complimenti per il video, Presidente, che fa veramente chiaro su quella che è l'attività della Confapi. Come imprenditore, come commenti il video, quello che hai visto, quello che hai letto, ma soprattutto di questo Presidente che sta cercando invece di dare dei messaggi positivi? Sì. Ecco, questa impresa che cerca veramente di far capire l'importanza, perché se prendiamo anche queste imprese possiamo chiudere baracche e burattini, Sì. Il nostro artigiano, ecco, il commerciante, la gente che veramente lavora, perché qua siamo abituati in questo paese, Presidente del CIE, lo dico anche a Massimo Zappia, di pagare i parassiti, che sono quelli che non lavorano, e la gente che lavora non pagarla, perché funziona così qua in Italia, purtroppo, dico io. Prego, cosa vuoi dire? Bisogna essere così, bisogna diventare paladini, e questo vuol dire stare molto vicino alle PMI, piccole e medie imprese. Anch'io 15 anni fa sono nato come una piccola impresa e grazie alle associazioni siamo diventati oggi l'azienda che siamo, con mille difficoltà, perché ti alzi al mattino, le leggi sono sempre diverse, sono sempre scostanti, una cosa viene annullata dalla legge nuova e quant'altro. Queste associazioni e soprattutto quello che io recepisco è la vicinanza alle imprese, perché le imprese generano lavoro e il lavoro genera il benessere. È su questo che bisogna sempre continuare a combattere, bisogna essere uniti e non essere indifferenti. E queste associazioni meritano un occhio di riguardo, perché quello che il governo non riesce a dare sicuramente viene compensato, anzi viene sicuramente compensato da queste associazioni, che possono generare sempre una buona partenza di un'impresa. Se poi pensate che questi 150 miliardi di euro potevano essere investiti per le PMI e non buttati via attraverso i truffatori, Mirella, penso di averti detto tutto. Allora, Presidente del CIE, penso faccia piacere sentire questo imprenditore che fa capire, ecco, l'importanza che avete, che crede in quello che fate. Penso sia un bel scambio di opinioni questa mattina. Prego, Presidente. Assolutamente sì, mi fa piacere che qualcuno creda in noi, perché noi siamo la forza della piccola e media impresa su cui si basa questo Paese, perché siamo il 90% dell'industria è fatto dai piccoli e medi imprenditori che, come il signor Zappia, come sottoscritto, perché io mi occupo di turismo e tutte le mattine devo alzarmi, devo produrre per questo Paese. E l'unione fa la forza. Quando dico anche ai nostri iscritti, andiamo tutti assieme a parlare, a trattare con il governo, a portare le nostre problematiche. Se va uno, porta avanti uno, una mano unita è un pugno. E questo è quello che dobbiamo capire, assieme dobbiamo essere una forza devastante, far capire le nostre problematiche e riuscire a portare a casa le soluzioni per dare una mano e risolverle assieme. Allora adesso ci spostiamo a Belluno e andiamo a vedere invece questa crisi del numero delle imprese, poi la commentiamo. Andiamo a sentire. I dati sono negativi purtroppo, però è in tutto il paese che c'è poca voglia di fare impresa. La lettura di questi dati è questa. Parte delle imprese sono state chiuse per fare una pulizia dei registri, erano imprese inoperative ormai da 3 anni. Poca voglia di fare impresa da un lato, dall'altro la necessità di sfoltire il registro camerale dalle imprese inattive. Il risultato di quest'ultima attività ha causato una importante discontinuità nella consistenza della demografia di impresa, che per Belluno si traduce in un meno 46% di cessazioni, la metà delle quali è riferibile a ditte individuali del comparto edile, il resto a ditte del commercio al dettaglio. C'è un'altra lettura da dare, che è quella che ci sono più unità locali, ossia imprese che non sono più con la loro sede in provincia di Belluno, ma la sede amministrativa non c'è più. A parità di osservazione, commenta Pozza, la provincia di Belluno nel 2023 ha perso complessivamente 52 imprese, per la maggior parte concentrate nel manifatturiero, seguito da commercio all'ingrosso, commercio al dettaglio e ristorazione. A fine dicembre gli stock di imprese attive nel bellunese si attestano a circa 13.500. Bisogna cambiare rotta, perché? Perché se continua così lo spopolamento aumenta sempre di più, quindi ci vuole una politica di incentivi, una politica di agevolazioni, in modo tale da poter permettere ai nostri operatori di lavorare e di tenere la sede
seranda aperta. I dati esposti sono stati elaborati da Infocamere e offrono la possibilità di ragionare diffusamente anche sulle conseguenze dell'attualità politica ed economica, che naturalmente non riguarda solo il nostro paese. C'è anche un altro aspetto che è quello legato ovviamente al cambiamento, un po' in questo momento alla crisi dovuta all'inflazione, alle tensioni geopolitiche e poi alla concorrenza più sfrenata per quanto riguarda l'e-commerce. Senta, Presidente Dacin, oltre ad aver sentito il Presidente Pozza che quando parla ha le idee chiare, poi la realtà è anche da un'altra parte, ma soprattutto parliamo anche di concessioni balneari, perché sa che noi non ci abbiamo capito un fico secco. Qui continuano a parlare persone o che parlano troppo tecnicamente, ma siccome riguarda poi tutti noi quello che andremo ad affrontare quest'estate nelle spiagge, ci vuole dire com'è la situazione, cosa sono queste concessioni balneari? Mi sembra che abbiamo anche la ministra Santanchè che si occupa di questo, o sbaglio, Presidente? Assolutamente, ma allora dal punto di vista turistico se ne occupa la ministra Santanchè, però è in capo al demanio, perché è là la confusione. Le concessioni balneari, la famosa legge Bolkestein è dal 2006 che è entrata in atto. Dal 2006, sentite le date? Il problema, torniamo a prima, di noi italiani che abbiamo sempre procrastinato la cosa, prima o poi siamo dentro in Europa, sì o no, facciamo parte dell'Europa, che piaccia o non piaccia, dobbiamo accettare quello che ci impone e abbiamo aspettato fino all'ultimo, come al solito nella nostra maniera di italiani, sì, tanto prima o poi arriviamo all'ultimo giorno con una confusione totale. Intanto l'appello che ho lanciato in questi mesi di non fare demagogia negativa, di far vedere, perché dopo all'estero ci vedono, sembra che non ci siano posti in spiaggia, che non ci siano ombrelloni. Sì, ho visto i quotidiani che escono, la Bild, il Kronen, che non vedono l'ora di parlare male di noi, invece non è niente vero, i servizi li stiamo creando. Certamente ci sarà una grossa rivoluzione che porterà a un adeguamento di standard europei in queste spiagge. All'inizio ci potrebbe essere qualche difficoltà, ma sicuramente i posti si troveranno per un abbellimento, per servizi più adeguati, per quello che la comunità europea, i servizi turistici nel mondo ce lo richiedono. Senta Presidente, però bisogna anche capire che anche qua servono i controlli, perché io non posso pagare una prima fila con quello che costa un ombrellone e trovarmi gli asciugamani davanti con le teste che sono vicino al mio ombrellone, o questi giochi nella spiaggia dove ci sono le aree adeguate per giocare, nessuno fa niente perché il cliente è sacro. È vero che è così, perché funziona così, cioè, ma le regole, ma perché nessuno rispetta le regole? Cioè è arrivato il turista, può fare quello che vuole, io pago e devo cambiare ombrellone o devo cambiare fila perché sono disturbato e nessuno interviene. Ma le sembra normale? Ma perché in Italia non rispettiamo mai niente e nessuno? Perché guardi che l'imbecille esiste dappertutto, sempre, continuamente, tutti i giorni, e non possiamo sempre lasciare che va bene, sopporta. No, non sopporto un fico secco visto quello che mi costa l'ombrellone, lo sdraio o la prima o la seconda fila. Prego, direttore. Presidente. Sì, io sono non giustiziario, non giustizialista, cioè ci sono delle regole, devono essere rispettate, fatte rispettare, però in questo paese qua si può parcheggiare dove si vuole, sui posti disabili, e questo è il problema. Allora io pago il mio ombrellone e davanti non posso trovarmi l'accalcamento perché non voglio pagare, no, non puoi stare, ti sposti, vai dall'altra parte, stai a casa, cioè ci sono delle regole, devono essere fatte rispettare, questo giustamente per chi ha pagato, chi ha il dovere di essere su quel posto là. Però in questo paese, torniamo al discorso, 2006 da Bolkestein abbiamo aspettato, c'erano delle regole, non le abbiamo rispettate, ma siamo abituati così e noi italiani siamo così. Non ci sono... meno male che l'ha detto Presidente, noi siamo così, è inutile che giriamo il cerino, che passiamo il cerino, noi siamo così. E quelle persone per bene che meritano veramente di essere ascoltate sono quelle meno ascoltate, anzi danno fastidio, abbiamo Gianfranco Valeri, veloce Gianfranco, che sono in chiusura, vai. Ecco, è caduta la linea, mi dispiace. Massimo, cosa vuoi dire? Scusi, dottoressa,
io dico sempre, scagli la prima pietra che è senza peccato, perché qua sembra che siamo tutti santi, però alla fine cerchiamo sempre di fare i furbetti e cerchiamo invece di cominciare a rispettare noi stessi le leggi e farle rispettare per essere rispettate dal prossimo. Perfetto. Massimo? Volevo dire una cosa al signor Dalcin, io credo molto in quello che sta facendo, anzi se avessi il potere al governo darei più visibilità a queste associazioni che possono stare vicino alle imprese, perché queste associazioni vanno a trovare l'impresa, cercano di capire cosa stai facendo e come avvicinarti, perché potrebbe essere che il core business è da lì che nasce. L'impresa, quando si va a trovare, ha bisogno di soldi, va in banca, questi vanno a vedere solo se hai dei soldi, allora ti prestano dei soldi, ma non vogliono neanche capire che cosa stai a fare. E questa è una cosa gravissima. In merito alle associazioni io sono favorevolissimo, anzi bisognerebbe che loro avessero più potere, perché è da lì che parte il fatto di rilanciare l'Italia. Bisogna ripartire di lì. Io quando vedo che le imprese chiudono provo tristezza, perché penso sempre che c'è una persona che si è alzata come me al mattino e che ha lasciato perdere perché non ce l'ha più fatta. Sentiamo come chiude il presidente Roberto Dalcin, presidente Confappi Turismo e Cultura, dopo le parole di Massimo. Vede che ci sono imprenditori che credono in voi e siete voi quelli che dovrete dare la garanzia della sicurezza a questo imprenditore che si comporta bene, perché non lo faccio vedere, perché non voglio mandare messaggi negativi questa mattina, ma abbiamo anche imprenditori evasori, perché li abbiamo anche, cioè è inutile che ce la giriamo tantissimo, che poi penalizzano sempre l'operaio. Non so, per l'operaio non avete mai soldi, però per comprarsi 5 yacht liga sempre Dalcin, perché bisogna dire anche questo. Lei sorride, ma è la verità, cioè dobbiamo dire anche questo. Prego. Sorrido perché se c'è qualcuno che evade vuol dire che c'è qualcuno che deve pagare anche per chi ha evaso, quello è la conseguenza. Perché non è, vabbè, tu puoi fare l'imbroglione, però vuol dire che hai portato via del mio lavoro, io devo lavorare il doppio per andare a compensare quello che tu ti sei intascato abusivamente. Concordo con l'imprenditore che ogni volta che vedo un mio collega in difficoltà mi dispiace, mi rammarico, perché ci possono essere 1000 conseguenze. Vedo una famiglia che magari rimane senza lavoro. E quello, io guardo la prima cosa l'attività, però anche la famiglia che vive di quel lavoro, di quella piccola azienda di fatiche, tutte le mattine si alza, e quel problema con mille cose, 1000 ansie al cuore di poter arrivare la sera a pagare le tasse e pagare anche e soprattutto chi lavora con lui e i fornitori. Bravissimo. Grazie. Allora saluto tantissimo Roberto Dalcin, presidente Confappi Turismo e Cultura, di essere stato con noi. Sempre avanti, presidente, barra dritta e difendere questi imprenditori, questi bravi imprenditori che ne abbiamo, di bravi e di onesti. Invece premiamo quelli non bravi. Infatti prima è stato un nome non a caso. Saluto anche Massimo Zappia, imprenditore, Mirella, di essere stato con noi. Resistere, come diceva qualcuno, resistere, noi resisteremo. Grazie. Adesso andiamo a pranzo con la proposta di Mirella. Arista di maiale al forno. Molti pensano che i maiali, chiamati anche porci, amino solo rotolarsi nel fango. In realtà non è affatto così. Ai maiali piace stare al pulito e all'asciutto, e quando hanno la possibilità di scorrazzare all'aria aperta, con un bel prato verde, si trovano finalmente al loro agio. Ingredienti per 4 persone. 600 grammi di arista di maiale in un unico pezzo. Una carota. Una costa di sedano. Una cipolla piccola a fettine. 200 mg di vino rosso. 200 mg di brodo. Sale. Pepe. Olio extravergine d'oliva. Formate un trito con carota, sedano e cipolla.
Soffriggete il tutto in una teglia con 2 cucchiai di olio. Dopo pochi minuti frullate tutto. Fate rosolare l'arista nel trito per circa 10 minuti, girando spesso. Sfumate con il vino rosso. Talate. Versate il brodo. Trasferite la teglia in forno e fate cuocere per un'ora circa a 200 gradi. Girate di tanto in tanto. Tagliate a fette, disponetele su un piatto di portata e irrorate con il sugo della cottura. E buon appetito!